Buongiorno, eccoci qua, ho anche la voce adesso. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, la cura. Siamo puntualissimi, saluto chi ci segue in streaming. Benvenuti alla alla presentazione del 23esimo rapporto statistico della Regione del Veneto. Questa è certamente l'occasione per fare il punto, confrontarsi con quella che è una fotografia, la realtà del territorio e anche dei suoi cittadini. Si tratta di numeri, spesso si discute sui numeri che vanno interpretati, però i numeri sono fondamentali per capire dove sta andando la nostra regione, magari anche per dare gli spunti su dove possiamo andare e cosa possiamo fare. Il rapporto statistico del 2026, vedete il titolo, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, ha però un focus sulla cura. E per cura intendiamo ovviamente non soltanto quella fisica, sanitaria, se volete anche mentale, ma anche relazionale nel prendersi cura degli altri, soprattutto in un momento storico come questo, dove non parliamo più di inverno demografico, ma proprio di glaciazione demografica, e quindi anche un po' il prendersi cura a livello generazionale fra quelli della mia età e quelli più giovani. E qua bisogna capire se è più importante investire sulla cura degli over o su quella degli junior, e sono scelte importanti da fare. Come vedete dal programma che certamente avete, e vi è stata data una bellissima borsettina dove c'è tutto il rapporto statistico, ma anche uno molto particolare sullo sport, prendersi cura significa proprio creare e cercare il benessere. Dopo i saluti istituzionali che cominceranno tra breve, ci saranno due focus, due occasioni di confronto proprio per scendere nel dettaglio di questi numeri. Invito allora subito per i saluti. Sapete che abbiamo un presidente della regione molto giovane, molto attivo, molto in giro, e allora al suo posto accogliamo con un applauso in Filippo Giacinti, che è l'assessore regionale al bilancio e alla programmazione, con il suo intervento. Tra l'altro, proprio in questi giorni, Assessore, si sono conclusi gli stati generali del bilancio compartecipato, confronto col territorio, 23 tavoli, 420 partecipanti, e ho visto il titolo della vostra comunicazione è stato "Chiediamo ai territori non soltanto di evidenziare i bisogni, aperta parentesi, chiedere, chiusa parentesi, ma anche di contribuire a individuare le priorità". E certamente grazie a un rapporto statistico questo si può fare. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto vi porto i saluti del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, di tutta la Giunta. Saluto i colleghi, le colleghe qui presenti, l'assessore Venturini, l'assessore Roma e tutti i dirigenti della Regione del Veneto. Quella odierna è la 23esima edizione del rapporto statistico regionale e la sua presentazione rappresenta un utile appuntamento per fotografare il Veneto nei suoi vari e mutevoli aspetti, servendosi della lente di ingrandimento della statistica ufficiale. Ecco, sono contento di introdurre questo evento da cui si possono trarre elementi di riflessione e spunti operativi molto interessanti. Il volume, mediante la creazione di un quadro conoscitivo oggettivo e affidabile, si propone come utile strumento di riflessione su fattori di maggiore impatto nello sviluppo della comunità e del sistema produttivo della regione. Ritengo che i dati e le analisi del rapporto e degli altri studi statistici regionali siano strumenti utilissimi per costituire il fondamento conoscitivo delle politiche pubbliche. Basti pensare all'approvazione delle leggi e dei programmi e bandi regionali e alle funzioni di monitoraggio e controllo, tutte attività che richiedono un'ampia, oggettiva e affidabile documentazione per poter sostenere il processo decisionale. Ma il rapporto è anche un'importante base informativa a disposizione della comunità, sia per la parte dedicata ai principali fenomeni che hanno caratterizzato l'economia del Veneto nell'ultimo anno, sia per il focus tematico di approfondimento. Quest'anno questo focus è quello della cura. Sulla parte di analisi sulla congiuntura economica lascio il compito al segretario generale della programmazione, il dottor Maurizio Gasparin, e i vostri qualificati ospiti di discuterne. Però vorrei soffermarmi sul focus di quest'anno, cioè quello della cura.
Sapete che il programma di governo del Presidente della Regione del Veneto si basa sulla centralità della persona e sul senso di comunità. Perciò come assessore ho colto con grande interesse un rapporto che dettaglia numeri e analisi su questo tema e come l'ufficio di statistica abbia saputo declinarlo toccandolo dal punto di vista sociale, sanitario, del lavoro e del territorio. Prendersi cura significa creare benessere, costruire relazioni, creare coesione, rafforzare la solidarietà tra generazioni. È un valore che appartiene a tutti noi. I profondi cambiamenti in atto richiedono tuttavia un ripensamento del nostro modello di welfare, definendo nuovi equilibri nelle responsabilità di cura tra individui, famiglie, comunità e istituzioni. Le trasformazioni demografiche, sociali e culturali, insieme alle persistenti insicurezze economiche, stanno riducendo infatti la capacità della famiglia, storicamente il principale ammortizzatore sociale, di sostenere i compiti di cura. Viviamo più a lungo e le famiglie sono sempre più piccole. La maggiore longevità rappresenta sicuramente una conquista, tuttavia in un contesto di bassa natalità ormai strutturale ha reso l'Italia uno dei paesi più anziani al mondo, con forti squilibri tra le generazioni. Nel 2024 in Veneto la speranza di vita è pari a 84,2 anni, in Italia 83,4. Il 13,1% della popolazione ha più di 74 anni e si stima che al 2050 salirà al 21,7. Nonostante il miglioramento delle condizioni di salute, l'invecchiamento porta con sé comunque lunghi periodi di fragilità e cronicità. Forte la pressione sui tradizionali equilibri dell'assistenza familiare. Se oggi ogni ultraottantenne può contare su 3 potenziali caregiver, in futuro il rapporto sarà circa di 1 a 1, rendendo difficile garantire l'assistenza necessaria. Il riconoscimento della cura informale all'interno della famiglia richiede maggiore attenzione ai bisogni di conciliazione tra vita e lavoro. Oggi il 61% delle persone occupate dichiara di incontrare difficoltà nel trovare un equilibrio tra queste due dimensioni, una condizione che pesa soprattutto sulle famiglie con figli e continua a gravare in misura maggiore sulle donne. Vi è un impatto sia sulla fecondità, ad oggi 1,21 figli per donna in Veneto, che sull'occupazione femminile, che diminuisce all'aumentare del numero dei figli. Compito delle istituzioni è quello di ampliare i servizi sul territorio, renderli universali. La risposta è un welfare di prossimità, per sanare le disparità geografiche ed evitare l'emergere di vere e proprie periferie della cura. I servizi socio-educativi per la prima infanzia rappresentano un servizio essenziale di sostegno al lavoro soprattutto femminile da un lato e un importante stimolo pedagogico per i bambini dall'altro. In Veneto nel 2023 ci sono 35,6 posti ogni 100 bambini di 0-2 anni, valore superiore al target del 33% fissato a livello nazionale. L'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle condizioni di cronicità e fragilità hanno reso sempre più centrale il ruolo dei servizi sanitari territoriali. In questo contesto, le cure domiciliari rappresentano una risposta strutturata e multiprofessionale. In Veneto nel 2025 le persone anziane seguite dai servizi di cure domiciliari sono il 12,3%. La maggior parte ha più di 74 anni. Ma in una società che sta invecchiando emerge la necessità di potenziare le professionalità che operano nell'ambito della cura e dell'assistenza, con i relativi percorsi di studio. Al tempo stesso, la cura deve essere rivolta a tutti i lavoratori per garantire loro la salute psicofisica, la sicurezza e il benessere. Un altro luogo di cura è la scuola, che si deve focalizzare su formazione integrale dei nostri studenti. In Veneto il tasso di abbandono scolastico precoce ha pienamente raggiunto il target europeo, toccando il 7,6% nel 2025, quindi in diminuzione. E la scuola non deve solo occuparsi delle prestazioni cognitive, ma anche della comprensione del disagio, dell'ascolto attivo, della creazione di un ambiente inclusivo e della valorizzazione delle potenzialità di ogni alunno.
Infine, ma non per importanza, si affronta il tema della cura del territorio, che significa tutelare le risorse naturali, preservare il paesaggio e intervenire in modo sostenibile per garantire un equilibrio tra sviluppo umano e natura. Negli anni il rapporto tra attività umana e ambiente naturale è diventato sempre più critico, evidenziando i limiti dei modelli economici tradizionali basati su una crescita illimitata. L'antropizzazione ha portato in Veneto ad oltre 216.000 ettari di suolo consumato, l'11,8% del suo territorio, la media nazionale è circa del 7,1%. È necessario continuare a introdurre delle azioni per proteggere il territorio. La cura delle aree protette e dell'ambiente urbano rappresentano risposte importanti ai cambiamenti climatici e ai rischi di frane e alluvioni, ma anche contribuiscono a migliorare la salute e la socialità. La cura per il verde cittadino, la presenza di infrastrutture sportive, il ruolo dello sport come strumento di crescita personale e sociale rappresentano 3 elementi strettamente connessi, capaci di incidere in modo significativo sulla qualità della vita. Investire in questi elementi, così come è stato calcolato per la filiera dello sport, porta benefici generalizzati. Si calcola che ogni euro investito nel sistema sportivo genera 1,4 euro di benefici economici e 3,3 euro di benefici sociali, per un totale di quasi 5 euro. È sicuramente un investimento che vale la pena sostenere. Le nostre convinzioni spesso sono basate su percezioni, non su un dato reale e corretto. Per questo il rapporto che viene presentato oggi risulta utile. Descrive senza pregiudizi la realtà fotografata dai dati di statistica ufficiale. Per questo mi auguro che sia letto dai sindaci e dai vari stakeholder del Veneto. La pianificazione territoriale deve svilupparsi attraverso processi di coordinamento tra i livelli diversi di governo e attraverso un approccio intersettoriale, in modo da garantire la coerenza tra le diverse politiche pubbliche, ma anche in orizzonte di pianificazione di breve, medio e lungo periodo che assicuri l'effettivo coinvolgimento dei cittadini. La mia speranza e obiettivo è che dalla politica arrivi un segnale forte che poi ogni singolo cittadino applichi nel suo piccolo per contribuire a costruire una società sostenibile in grado di migliorare la qualità di vita di tutti. Grazie. Grazie all'assessore Giacinti, ci ha ricordato un segnale forte dalla politica, ma ognuno deve rimboccarsi le maniche e certamente ha detto che questo rapporto serve a sostenere le scelte della Regione, un focus sulle persone, come ha voluto sin dall'inizio nelle prime dichiarazioni del suo mandato dal Presidente Stefani, ha fatto quell'accenno al fatto che l'Italia è il paese il secondo più anziano del mondo, il primo è il Giappone. Perché lo dico? Perché vedete quel vaso, uno dice ma perché siamo nel famoso vaso di coccio, no? L'Europa stretta, no. Perché succede che i giapponesi hanno un grande rispetto di ciò che è e delle persone anziane e di ciò che è vecchio e quindi quello che è rotto non lo buttano, ma quando lo aggiustano con l'oro, perché è prezioso, perché quello che ha una sua storia e ha una sua personalità, ha un suo carisma e va mantenuto. E allora in questa occasione un punto di vista privilegiato è certamente quello delle università, che come sapete in Veneto sono ben 4. Io direi di cominciare da Padova, che ci ospita. Invito il prorettore Carlo Pellegrino, con delega all'edilizia all'Università di Padova, che ci porta i saluti della rettrice Daniela Mappelli. Buongiorno a tutti. Ecco, io porto sicuramente i saluti della nostra rettrice, che è attualmente impegnata all'estero, e quindi però ci tenevamo a essere presenti a questa importante iniziativa su tematiche veramente di grande interesse. Come ha detto l'assessore prima, il tema della cura è un tema, diciamo, con varie declinazioni che, diciamo, sono state peraltro ben impostate nel rapporto statistico della Regione. Ecco, la nostra università è un'università che, come sapete, è principalmente diciamo allocata qui a Padova, ma è diffusa non solo in tutta la città, ma è diffusa anche in varie parti della regione.
perché oltre al nucleo di Legnaro, che è qui vicino, dove abbiamo la scuola di agraria e medicina veterinaria, abbiamo il polo di ingegneria a Vicenza, abbiamo la scienza della formazione e anche altre attività a Rovigo, c'è biologia marina a Chioggia, c'è giurisprudenza a Treviso, le professioni Anche medicina. sanitarie. Certo, quindi ora io vado un po' a memoria, ma ecco, giusto per diciamo, dare anche la dimensione della nostra comunità, che adesso conta all'incirca 76.000 studenti iscritti, che diciamo, sono fortunatamente in progressivo aumento, nonostante le problematiche legate al calo demografico a cui accennava l'assessore, che arriveranno evidentemente anche ad avere un impatto sull'università. Chiaramente poi a questa comunità importante di studenti si aggiunge anche tutto il personale dell'università, quindi attualmente noi abbiamo all'incirca 2.900-3.000 docenti, altrettante unità di personale tecnico amministrativo, 6-7.000 tra dottorandi, borsisti, contrattisti, specializzandi di medicina, insomma una comunità che arriva all'incirca a quasi 90.000 persone, quindi voi capite che nella città di Padova è una città nella città, ma come abbiamo detto è diffusa anche diciamo in quasi tutta la regione. Ovviamente le tre tematiche, diciamo, su cui viene declinato un po' il rapporto statistico sono, diciamo, delle tematiche di cui noi come Ateneo ci occupiamo, perché ovviamente la cura nel senso strettamente sanitario è evidente con la nostra scuola di medicina, la scuola di psicologia, le professioni sanitarie, diciamo, cerchiamo di dare un contributo importante proprio anche in virtù del fatto che la popolazione aumenta di età e quindi evidentemente la parte sanitaria comincia ad assumere sempre un'importanza maggiore. Dopodiché c'è la parte della formazione. Questo è chiaro che l'università, diciamo, la formazione anche specifica sui temi della cura, del benessere, evidentemente diciamo, sta lavorando e lavora da diversi anni su questi temi. E poi c'è un aspetto, il terzo aspetto, diciamo, che riguarda il rapporto statistico, che è la cura, diciamo, nel senso, mi sembra di aver capito. Lato. Sì, diciamo la cura ampia del territorio, ecco, no? Riferita al territorio, riferita all'ambiente. Questo è un tema, diciamo, anche di cui tra l'altro mi sto occupando direttamente come delega, perché è chiaro che allora, tutta la comunità universitaria ha avuto una spinta anche con il PNRR, no? Quindi ha un impatto anche sulla città. Importante, quindi abbiamo avuto la possibilità di reclutare ricercatori eccellenti anche dall'estero, ma non solo dall'estero. La comunità è aumentata, aumenta la necessità di spazi, di infrastrutture a supporto e al servizio della didattica e della ricerca e quindi diciamo, stiamo cercando di dare anche un contributo alla cura del territorio, nel senso di aumentare, diciamo, gli spazi a disposizione e i locali per poter permettere al nostro personale di svolgere ricerca di alto livello, ma non costruendo, diciamo, nuovi edifici, certo, ma cercando di rigenerare il patrimonio esistente. A recuperare in quel modo. Nel senso del vaso, cioè nel senso in cui nelle città, come sapete, ci sono tante aree dismesse, non più utilizzate, da valorizzare, e su questo noi stiamo intervenendo principalmente a Padova, ma non solo, cercando di valorizzare queste aree e di restituirle non solo alla comunità accademica, ma a tutta la città. È chiaro che deve esserci un bel rapporto anche con chi amministra il territorio, ovviamente. Certo, quindi noi chiaramente in sinergia con tutti gli enti, compresa ovviamente la Regione, cerchiamo di valorizzare tutte queste aree. Per esempio qui a Padova, chi è di Padova conosce l'area della caserma Piave, che è un'area di circa 50.000 metri quadrati che noi via via stiamo procedendo, diciamo, poi alla valorizzazione, e alla fine, diciamo, lì intorno graviteranno all'incirca 4-5.000 persone in un'area che sostanzialmente è in centro storico e sarà resa permeabile, nel senso di aperta, restituita alla città e liberamente transitabile, diciamo, con un concetto sostanzialmente opposto a quello che è attuale, perché la caserma evidentemente
per È definizione chiusa. un luogo chiuso. Ecco, questo è un po' diciamo, in estrema sintesi il contributo che l'Ateneo di Padova sta cercando di dare e che spero di aver sintetizzato in questi pochi minuti. Grazie. Grazie davvero a Carlo Pellegrino, prorettore dell'Università di Padova con delega all'edilizia. È un rapporto che parla anche molto di economia, allora non può mancare un economista come la rettrice dell'Università di Padova, Chiara Leardini, scusate, di Verona. Vabbè, sono a Padova, siamo in casa loro, mi è scappato. E gentilmente è arrivata da Verona. Grazie veramente a tutti e a tutti e darei buongiorno e grazie all'assessore e al presidente e all'assessore per l'invito e grazie soprattutto per aver avuto l'attenzione di invitare le 4 università del Veneto, perché è nostra abitudine, soprattutto, sapete, io sono una rettrice che è arrivata da poco, mentre abbiamo Tiziana Lippiello di Venezia che diciamo sta terminando il suo mandato, però siamo molto uniti e stiamo lavorando insieme proprio per la crescita e lo sviluppo del nostro Veneto. Allora, come ogni anno io devo dire aspetto il rapporto statistico della Regione, esatto, che devo dire dal mio punto di vista ci consegna ogni anno molto di più di una semplice fotografia. Direi che ci consegna una grande responsabilità come università e non solo quella di leggere i dati non tanto come numeri isolati, ma come segnali di quello che ci accadrà in futuro. Ne avevamo sentito parlare anche poco fa, il Veneto resta a tutti gli effetti una regione forte, produttiva e dinamica. Per molti anni ci siamo limitati effettivamente a raccontare il Veneto soprattutto attraverso la sua capacità produttiva. Imprese, export, lo troviamo, il lavoro, i distretti, la manifattura, il turismo. Tutto questo resta vero ed è sicuramente parte essenziale della nostra identità regionale. Ma oggi questa forza del Veneto non può più essere misurata dal nostro punto di vista solo attraverso ciò che il territorio produce. Deve essere misurata sempre più anche attraverso, e so che su questo il Presidente è veramente molto d'accordo con noi università, anche attraverso le persone che riesce a trattenere, attrarre e far crescere il Veneto. Suggerirei quindi di aggiungere una domanda al prossimo rapporto statistico. Non soltanto quanto cresce il Veneto, che è la prima cosa che andiamo a vedere tutti quando leggiamo questo rapporto, ma aggiungerei anche il Veneto oggi offre ai giovani le ragioni sufficienti per restare? Offre ai talenti e alle persone di valore ragioni sufficienti per arrivare nella nostra regione? Oggi il rapporto ci dice una cosa molto chiara, che la competitività non dipende più soltanto dalla capacità di produrre valore economico. Dipende dalla capacità di produrre, e ce lo dice proprio nell'ultima sezione, che è il cuore, se vogliamo, del rapporto quest'anno, la scelta di focus, dipende dalla capacità di produrre condizioni di vita, opportunità, conoscenza, servizi, fiducia, relazioni. Dipende, in una parola, se vogliamo, parola che abbiamo usato molto al tavolo, che il Presidente della Regione ha istituito con noi rettori e rettrici, dipende dalla capacità di essere un territorio attrattivo, che non è una parola vuota. E direi che qui si inserisce brevemente il tema della cura del nostro rapporto di oggi. La cura che dal punto di vista, direi, universitario assume un significato profondamente strategico. Cura non è più solo assistenza, e ce lo dice il rapporto. Cura non è solo assistenza. Cura significa oggi costruire, e ce lo dice molto bene il rapporto, condizioni perché le persone possano scegliere un territorio come luogo in cui vivere, studiare, lavorare, creare una famiglia, partecipare a una vita di comunità. In questo senso, se vogliamo usare una sintesi, spero efficace, la cura è una infrastruttura di attrattività per la nostra regione. Una regione che quindi, come ci si è promesso e come si sta facendo, investe nella scuola, nell'università, nei servizi per l'infanzia, nella salute, nella mobilità, nella cultura, nella qualità del lavoro e nella parità di genere. Non sta più facendo oggi solo politiche sociali. Oggi sta costruendo lo sviluppo, sta costruendo il suo futuro come regione. Questo rapporto ce lo dice chiaro, abbiamo fondamentali solidi come Veneto, ma abbiamo anche delle fragilità strutturali. Le abbiamo sentite poco fa dal prorettore di Padova: denatalità, invecchiamento, perdita di giovani qualificati, divario di genere nel lavoro, disuguaglianze tra territori.
È un elenco lungo, lo troviamo nel rapporto, mismatch tra competenze richieste e competenze disponibili. Tutti questi non sono più temi separati, oggi hanno di fondo un'unica domanda. Quanto il Veneto è capace di essere scelto dalle nuove generazioni? Bene, questa per le università è una domanda decisiva. Perché? Non basta chiedere ai giovani di restare dopo la laurea e come sappiamo le statistiche ci dicono molto semplicemente, ci dicono il 50% dei ragazzi tra i 25 e i 35 anni che se ne vanno sono giovani laureati da noi. E quindi cosa stiamo facendo? Cioè, è chiaro che per l'università questo è un tema decisivo. Non basta chiedere ai giovani di restare, dobbiamo assieme costruire un Veneto per cui valga la pena di restare. Quindi una cosa che abbiamo avuto modo di dire all'inaugurazione dell'anno accademico, ma che ci diciamo tutte le volte che tra rettori ci troviamo, è che da soli non possiamo invertire una rotta demografica. Da soli non lo possiamo fare, andare contro la denatalità, contro l'abbandono scolastico, non possiamo. La differenza la farà l'alleanza che riusciamo a fare. Beh, noi ci abbiamo messo del nostro, il governatore ci sta mettendo il suo con noi ai nostri tavoli, la fanno le istituzioni. È un dialogo continuo, ma è anche un dialogo che cade su azioni concrete. Questo secondo me è la differenza. Certo, qui lo dico, ci siamo qua tutte e quattro le università, il Veneto può contare su una spina dorsale importante della conoscenza, che in altre regioni non è così forte, devo dire che le università ci sono e sono presenti, ma è un'alleanza che va consolidata. Non bastano le università e la regione, ma servono gli enti locali, che ringrazio le autorità qui presenti che li rappresentano, le imprese, le scuole, il terzo settore, gli enti regionali per il diritto allo studio, il sistema sanitario, il sistema culturale e la comunità tutta. I giovani oggi non restano più dove c'è solo lavoro, restano dove ci sono le opportunità. Restano dove c'è valore che a loro viene effettivamente riconosciuto. E quindi io credo che tutti assieme, e poi appunto sto per chiudere, direi che abbiamo davanti un obiettivo chiaro e ce lo dice chiarissimo questo rapporto oggi, sempre più direi che ci fa cogliere i segnali essenziali di quello che ci tocca fare da qui ai prossimi 3-4 anni di sicuro. Trasformare questa forza del Veneto, traspare dal rapporto, in attrattività. Questa attrattività in capacità di fare sviluppo nella nostra regione. Come rettrice in particolare, credo che l'Università di Verona debba continuare ad essere soggetto attivo. Devo dire anche che noi abbiamo recentemente lanciato quella che abbiamo chiamato Agenda Territori Attrattivi, che è un'agenda che chiama a raccolta le istituzioni del territorio, in questo caso veronese, ma non solo, a fare sistema su azioni specifiche. C'è un piano specifico, sono 9 azioni concrete che vanno a terra nel rapporto con le imprese, nel rapporto con le istituzioni, nel rapporto con la regione, perché riteniamo sia giusto fare la nostra parte, per avere un Veneto non solo più competitivo, ma anche un Veneto più desiderabile dai nostri giovani. E ringrazio tutti. Grazie. Grazie a Chiara Leardini. Agenda del territori attrattivi. Naturalmente lei da economista dice se io formo delle persone e ho un costo e poi queste persone le formo per gli altri, è chiaro che è un investimento perduto, soldi buttati. Attrarre i talenti ma anche mantenerli, tenerceli i nostri talenti che formiamo qui. E allora da Venezia Tiziana Lippiello, rettrice dell'Università Ca' Foscari, sinologa di fama internazionale, ha accompagnato spesso il Presidente della Repubblica nei suoi viaggi in Cina. Ca' Foscari in una città un po' complicata. Ma bellissima. Grazie dottoressa Zorzi, buongiorno a tutti, buongiorno agli assessori. Vi ringrazio la Regione Veneto, l'ha già sottolineato la mia collega, la rettrice Leardini, per averci invitato, per invitarci ogni anno a questo momento importante in cui si condivide appunto il rapporto statistico della Regione Veneto. È un momento importante per noi perché noi 4 università teniamo molto a questa regione, lavoriamo insieme, ci sono vari progetti che ci vedono collaborare, in particolare uno in cui abbiamo il supporto concreto della Regione Veneto che è INEST ed è appunto l'ecosistema dell'innovazione che ci vede insieme a lavorare per lo sviluppo del nostro territorio.
Per la sua 23esima edizione il rapporto si concentra sul concetto di cura, intesa non semplicemente come servizio, ma come fattore di crescita sociale e culturale fondata sulla coesione, la solidarietà, la costruzione di relazioni. Questi sono stati concetti anche sottolineati dall'assessore al bilancio e mi fa piacere soffermarmi sul concetto di solidarietà fra generazioni, che è un concetto molto importante, e lo collego a quello che diceva lei, dottoressa, sul Coccio e sull'Aging Society del Giappone. Allora, penso che da noi questa solidarietà fra generazioni va costruita, non c'è ancora. Non c'è. No. In Asia lo vedo di più, in particolare in Giappone. Lei ha parlato del rispetto per gli anziani, il rispetto per la famiglia, ma perché in Asia c'è il culto degli anziani, perché non avendo delle vere divinità, anticamente il culto era proprio degli anziani, quindi dei nonni, dei genitori, e c'è un sistema familiare gerarchico molto forte che poi ritroviamo nella società. Quindi c'è una coesione sociale che si basa sulla famiglia. Anche nella nostra società dovrebbe essere così, ma stiamo perdendo questi valori. Quello della cura, inteso in senso lato, interdisciplinare, è un tema che sta particolarmente a cuore all'università e mi soffermo su alcuni dati che emergono dal rapporto. La quota di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione è scesa all'8,3%, che è un buon segnale, ma è necessaria ancora una riflessione condivisa fra le istituzioni. È importante che i giovani studino, che vadano all'università, come ha sottolineato Chiara. L'università è il punto da cui partire per creare delle competenze e portarle nel mondo istituzionale e delle aziende. Questo deve essere compreso. Non è un vantaggio assumere una persona che non ha studiato, perché a lungo termine la sua capacità di innovazione è limitata, considerata una persona che invece ha perseguito studi. La formazione continua oggi è importantissima. Io credo fermamente nel coordinamento, nelle collaborazioni fra le 4 università del Veneto, ma fra le università e le istituzioni, e in particolare con la Regione Veneto, come luogo anche di condivisione delle buone pratiche e di tutte le esperienze anche per la crescita sociale ed economica della nostra regione. È importante lavorare ancora di più sull'orientamento, l'abbiamo fatto in questi anni grazie anche ai finanziamenti del PNRR, abbiamo lavorato molto per l'orientamento nelle scuole, ma credo che questa esperienza vada sviluppata ulteriormente e trasformata nell'ascolto attivo nelle scuole attraverso alleanze fra istituzioni e imprese, cioè presentarci insieme come sistema coeso, unito, dando ai giovani anche il senso della continuità del nostro lavoro e dalla formazione appunto al mondo del lavoro. Questo credo che sia l'elemento che più manca, non tanto il fattore economico, sicuramente questo, ma la prospettiva a lungo termine del futuro dei giovani, ed è questo l'elemento che fa sì che molti scelgano dopo la laurea di andare all'estero. Di per sé questo è un fattore positivo e la nostra capacità di riportarli in questa regione che è limitata, perché una volta, io sono appena tornata dalla Svezia, lì hanno un sistema del welfare molto sviluppato, alle 4 del pomeriggio si va a casa e se qualcuno vuole restare a lavorare anche all'università non può farlo perché il tuo capo di dipartimento ti manda a casa, perché c'è il concetto che il benessere personale è finalizzato, come da noi, finalizzato sì, alla... Stanno tutti ridendo perché si comincia alle 6 del mattino e alle 10:30 di sera. Abbiamo parlato prima. Ti chiamano da casa e ci sei? Sì, arrivo. Allora, Ma noi stiamo lavorando tantissimo, non siamo gli unici, non sempre questo è positivo, perché non abbiamo forse la lucidità mentale per poi affrontare le sfide contemporanee. L'abbandono del nostro territorio, di nuovo, questo è un fenomeno molto, molto sentito, non mi ripeto perché l'ha già detto la mia collega, e credo che sia importante dare una narrazione più positiva
di questa regione, ma in generale dell'Italia, dell'Europa. Noi riceviamo solo informazioni negative, non ci sappiamo raccontare abbastanza, questo è stato detto più volte, ma credo che il rapporto statistico che dà dei dati positivi per la nostra regione è percepita comunque in modo positivo in Italia, vada raccontato di più e anche a livello internazionale, perché è una regione che ha tanti siti UNESCO, ha tanti beni culturali, ha un'economia florida e non si sa abbastanza nel mondo di questo. Se la narrazione migliorasse, a mio avviso, penso che diventeremmo più attrattivi e anche la reputazione del nostro sistema universitario crescerebbe molto. E come è stato detto, il lavoro insieme è la chiave vincente. Concludo ringraziando moltissimo la Regione Veneto per il lavoro che abbiamo fatto insieme e un saluto particolare al segretario generale che non vedo, il dottor Gasparin, Maurizio. Sarà impegnato con un'intervista perché ho visto i colleghi giornalisti. Perché ha sempre creduto nel valore dell'università e sempre lavorato insieme a noi. Lo ringrazio particolarmente. Grazie e buona giornata. Grazie a Tiziana Lippiello. È interessante sottolineato questa prospettiva del lungo termine per i giovani. Devo dire poi sul Giappone ci sarà qualche cinefilo qui, avrete visto Rental Family forse, dove, ecco, vedo delle signore, dove si racconta un Giappone che sì, crede così tanto nella famiglia, che siccome non c'è più la famiglia, assume a tempo per il tempo che serve per un matrimonio, per un fidanzamento, assume degli attori, dei personaggi, pur di avere una qualche famiglia. Restiamo in Laguna con Benno Albrecht, che è il rettore dell'Università UAV. E qui abbiamo parlato di territorio, di costruzioni, di ambiente. Tra l'altro ho visto, c'è anche nel rapporto, c'è il 3% di verde mediamente nelle nostre città, Padova è il 10%, quindi mi complimento molto, sono un po' invidiosa da trevigiana. Albrecht. Bene, grazie a tutti, mi unisco alle mie colleghe nel ringraziamento a tutti voi. Lei ricordava prima questo vaso, diciamo, c'è una cultura che è molto presente, che diciamo in architettura è molto studiata, del wabi-sabi, che è il concetto di restauro che è completamente diverso dal nostro in Giappone, per esempio, che prevede non solo questo tipo di cose, ma anche, paradossalmente, non avere il concetto di restauro e perciò completamente ricostruire gli edifici. I templi shintoisti sono sempre ricostruiti, ogni 8 anni vengono ripresi. Sì, c'è un periodo esatto, no? Ci sono un ciclo. A seconda diversi cicli, diciamo esatto. così, ma vengono completamente ricostruiti. Perciò la cura del territorio è, diciamo, un concetto che può essere innovato, visto in maniera più dinamica rispetto a quello che noi pensiamo. E diciamo queste cose noi le conosciamo. Carlo Scarpa, che di queste cose ne sapeva tanto e che muore, tra l'altro, cadendo da un'impalcatura in Giappone, viene sepolto ad Altivole come un samurai, perciò in piedi, cioè viene sepolto in piedi, cioè, come un vero samurai. Perciò il Veneto ha questi ricordi e questi legami. Però se torniamo ai numeri, parlando di numeri, un numero che diciamo che io poi dopo chiederò alla Regione di tirarmi fuori o di aiutarmi a capire meglio, perché c'è un numero che mi ossessiona da tempo e che diciamo non riesco bene a portare avanti, che è il rapporto tra, diciamo, il numero delle persone tra i 30 e i 34 anni, il numero dei laureati, cioè quanto è il numero percentualmente dei laureati. La media europea è 41,6%, il progetto europeo per arrivare al 2030 è arrivare al 45% di questa percentuale. L'Italia, noi, siamo al 26,8%, perciò siamo messi molto male. Siamo messi tanto male che siamo penultimi, peggio di noi fa la Romania. Perciò, lo dico spesso, abbiamo un problema, cioè Houston abbiamo un problema e perciò diciamo, regione abbiamo un problema.
purtroppo lo sappiamo, è sempre una cattiva notizia, ma non abbiamo petrolio, non abbiamo diamanti, non abbiamo queste cose qui, non abbiamo risorse. L'unica cosa che abbiamo, che la grande risorsa, è la mente, dove l'Italia riesce a essere Competitiva, di qualità. e di grande qualità. Dobbiamo investire su questo. Cioè l'investire sul futuro è un investire sulla mente, sulla possibilità, diciamo, della mente. Per questo le università tentano di fare quello che riescono, diciamo, quello che riescono a fare per portare avanti un'idea di questo tipo. Questo vuol dire economia, vuol dire rapporto, vuol dire riuscire a creare lavori di alto e altissimo valore aggiunto, che è quello che forse noi abbiamo bisogno. Nel rapporto c'è la space economy, ma la space economy è molto piccola rispetto per esempio alla blue economy, che diciamo è il suo contraltare. E noi a Venezia, insieme a Ca' Foscari, alla Marina Militare, al CNR, adesso abbiamo fatto un polo del mare, è un polo che vuole portare avanti la blue economy, e perciò portare avanti, e noi pensiamo che questo sia un modo per attirare persone, attirare residenti, attirare investimenti nella nostra città. La blue economy vale 30 volte lo space economy, così in Italia, è così. In un paese che non sa bene, non si ricorda mai di essere un paese marittimo, anche se ha 8.000 chilometri costi. E gli altri dati che abbiamo e che sono sicuramente favorevoli al Veneto è un dato geopolitico, che nonostante il periodo, che è estremamente complicato, come ben sappiamo, e tragico, il dato geopolitico è un dato favorevole al Veneto e favorevole, diciamo, al Caput Adrie, alla testa dell'Adriatico rispetto ai mercati dell'est, e alla tranquillità che adesso c'ha. Un mare come l'Adriatico, che noi ci ricordiamo e la nostra storia ce lo ricorda, era stato sempre un mare diviso, e adesso è un golfo, è un grande golfo completamente sicuro. E perciò, diciamo, ci dà nuove possibilità di lavoro. E questo vuol dire anche il dato territoriale, cioè si ripercuote sul dato territoriale. Diciamo, prima si parlava di curare il territorio. Curare il territorio vuol dire semplicemente una cosa, che noi abbiamo come costo fisso in Italia, adesso io non so nel Veneto, però sarebbe interessante averlo e riuscirlo a tirare fuori, il costo fisso in Italia di interventi sul territorio, di sanare il territorio, è circa 23 miliardi l'anno. Questo vuol dire una finanziaria all'anno che noi spendiamo per tamponare le cose. Se noi avessimo un grande progetto, se noi avessimo un progetto per il territorio, questo dato diventerebbe un terzo, un quarto, e perciò guadagneremmo molti soldi. Questa cosa si può fare, è abbastanza semplice, penso che si possa partire dal Veneto per poterla fare, perché bisogna avere un progetto. Il nostro problema, il problema in generale di questo Paese, è che non abbiamo un progetto chiaro verso cui tendere. E questo progetto è un progetto che possiamo tentare di incominciarlo a farlo qui, per poi essere, diciamo così, il progetto esemplare, l'esempio esemplare di questo Paese. La cura nella campagna elettorale, che sicuramente vi ricorderete, di John Fitzgerald Kennedy, diceva I care, no? Cioè, certo, che poi era stato ripreso da Veltroni. Sì, così, diciamo, in un'altra maniera, diciamo in un'altra maniera, ma diciamo la continuazione dell'I care, era: possiamo andare sulla Luna, ma possiamo andare sulla Luna, possiamo avere un progetto per questa regione, non perché sia facile, ma proprio perché è molto molto difficile. Grazie a Benno Albrecht, che ci ha ricordato che bisogna avere una visione, una volontà, oltre che una capacità di visione che vada oltre la legislatura. Ci sono tantissimi ospiti, io non ho un elenco, però insomma so che non solo sono padovani, quindi ringrazio tutti per la presenza, a partire anche dalla stampa. Prima di entrare nel vivo di questo 23esimo rapporto, ringrazio davvero il team dell'ufficio statistica della regione, con il neodirigente Idelfo Borgo, che
che peraltro si occupa anche dell'ICT e del digitale, il direttore Francesco Alberti e la sua squadra. Sono in 19 che lavorano per preparare questo rapporto, che non finisce mai perché presentato oggi si ricomincia domani, e anche nell'ascoltare queste cose vi è stata messa anche una nuova domanda. Cercate di fare un ulteriore calcolo per il prossimo rapporto statistico. Allora, il primo focus, lo sapete dal programma, è sulla congiuntura socio-economica del Veneto. Prima di cominciare, vediamo insieme questo filmato. Il 2025 si apre in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni economiche e geopolitiche. Nonostante queste incertezze, l'economia mondiale registra una crescita superiore alle attese, sostenuta dagli investimenti nell'intelligenza artificiale, dal rallentamento dell'inflazione e da un impatto dei dazi inferiore a quanto inizialmente previsto, accompagnato da una riorganizzazione degli scambi commerciali. Questo scenario cambia però con l'avvio del conflitto in Iran, il 28 febbraio 2026, che riaccende i rischi legati soprattutto ai prezzi dell'energia. Di conseguenza, le prospettive di crescita vengono riviste al ribasso per l'area euro, l'Italia e il Veneto. Per il 2026 si prevede una crescita del PIL dello 0,5% in Italia e dello 0,6% in Veneto. Nonostante il rallentamento, il Veneto continua a distinguersi per un livello di ricchezza pro capite superiore alla media italiana ed europea. Nel 2025 i servizi crescono dello 0,1%, mentre l'industria risente delle criticità del contesto globale e l'edilizia beneficia ancora degli ultimi effetti dei bonus. Per il 2026 si prospettano condizioni più favorevoli, soprattutto per il settore terziario. Dal lato degli impieghi, nel 2025 si rafforzano consumi e investimenti, mentre nel 2026 si prevede un atteggiamento più prudente da parte di famiglie e imprese. Dopo il forte rallentamento registrato nel 2024, l'inflazione torna a crescere nel 2025. Per il 2026 si rafforzano i timori di ulteriori rialzi, alimentati soprattutto dalle tensioni geopolitiche e dal conflitto in Iran, con possibili effetti sui prezzi dell'energia. Nel 2025 il reddito disponibile pro capite delle famiglie venete resta superiore alla media nazionale. Al netto dell'inflazione, però, il suo valore rimane stabile. La crescita dei consumi riduce inoltre la quota di reddito destinata al risparmio. Nel 2025 la crescita dell'occupazione si arresta, ma il mercato del lavoro veneto resta tra i più forti d'Italia. Il tasso di occupazione raggiunge il 74,7%, mentre la disoccupazione si mantiene molto bassa. Crescono gli occupati tra i 55 e i 64 anni e diminuiscono i NEET, promettendo al Veneto di centrare il target dell'Agenda 2030. In uno scenario internazionale segnato da forti tensioni, l'export del Veneto conferma la propria resilienza. Le esportazioni regionali raggiungono gli 80 miliardi di euro, pari al 12,4% del totale nazionale. L'analisi dei comparti evidenzia un'economia in trasformazione, con andamenti diversi tra i principali settori produttivi e segnali di cambiamento nella composizione del sistema economico regionale. L'aumento delle esportazioni verso i principali paesi dell'Unione Europea riesce a compensare quasi del tutto la flessione registrata nei mercati di Stati Uniti, Regno Unito e Cina. Nel 2025 il turismo veneto raggiunge livelli record, con 22,3 milioni di arrivi e 74,2 milioni di presenze. Cresce l'interesse degli italiani in tutti i comprensori turistici. Mentre il mercato tedesco, in calo nel 2025, mostra segnali di ripresa già nei primi mesi del 2026. Il 2026 si apre con risultati ancora migliori. Nei primi 4 mesi dell'anno gli arrivi aumentano dell'1,7% e le presenze dello 0,8%.
Un focus finale riguarda la space economy, un settore strategico non solo per il suo valore scientifico e geopolitico, ma anche per la capacità di generare innovazione e crescita economica. In Italia, il comparto produce 2 miliardi di euro di valore aggiunto, pari allo 0,1% del PIL nazionale, e occupa oltre 23.000 addetti. Le potenzialità della filiera sono però molto più ampie. In Veneto, le imprese potenzialmente coinvolte sono quasi 2.900 e generano circa 12 miliardi di euro di valore aggiunto. Dalla regione del Veneto molto scasteri gli uffici delle altre regioni. Elena Gennari, laureata in economia all'Università di Firenze, benvenuta, ha conseguito un master in economia ed econometria all'Università di Southampton e successivamente un dottorato alla European University Institute di Fiesole. È entrata a lavorare in Banca d'Italia a Roma al servizio studi, ha successivamente lavorato alla divisione della ricerca economica territoriale della sede di Firenze ed è arrivata a Venezia con questo suo stesso incarico, è specializzata in temi di economia regionale e di finanza pubblica. Una descrizione un po' più ampia, siccome poi abbiamo anche un focus sulla space economy, lo merita Giovanni Dallago, che invito a raggiungerci, eccolo lì, che è cofondatore e presidente esecutivo di Officina Stellare SPA, società vicentina, quotata in borsa italiana, leader nella progettazione e produzione di tecnologie mission critical nel settore dello spazio, dell'aeronautica, dei sistemi di difesa, del navale, della cyber security, mi dica anche della cucina, e siamo a posto. Ha collaborato con le più prestigiose riviste scientifiche e nel 2002 è stato cofondatore insieme a Margherita Hack e Corrado Lamberti del mensile Le Stelle. Nel 98 l'International Astronomical Union l'ha onorato assegnando ad un pianetino scoperto nel 98 appunto il nome Dallago. Ecco, insomma, è nel firmamento. Nel 2013 uno dei telescopi da lui progettati è stato selezionato dai designer Mark Newson, Johnny Ive come uno dei 40 prodotti di design industriale più innovativi, battuto all'asta da Sotheby's a New York, ma per la fondazione no profit Red di Bonovox. Nel 2020 è tra i primi 100 manager imprenditori secondo la rivista Forbes Italia. Dallago, veniamo un po' al territoriale, è membro del gruppo per l'accreditamento e la valutazione del corso di laurea in astronomia dell'Università degli Studi di Padova e del direttivo della rete innovativa regionale Veneto Aerospace Innovation and Research, oltre che membro di alcuni consigli di amministrazione di società operanti, ma quante cose, in settori tecnologicamente avanzati. Cioè lei ha tempo poi di pensare alle stelle facendo tutte queste cose. Gasparini, scendiamo, noi siamo un po' più terra-terra. Allora, abbiamo visto questo video, era molto carino nella descrizione, ha parlato del conflitto in Iran, per non dire che c'è un signore dall'altra parte dell'oceano che ha creato uno sconquassamento generale del quale non sentivamo bisogno. C'è stata anche questa riunione, il vertice NATO ad Ankara, e certamente tutto questo ha impattato sul ciclo economico, facendo rivedere inevitabilmente al ribasso le aspettative, le prospettive di crescita internazionale. I dati del 25 li abbiamo un po' raccontati, ci sono in questo bellissimo rapporto, io ho trovato straordinario la crescita del turismo per le città d'arte, vuol dire che prima si parlava di menti, di teste, di università, insomma ragioniamo anche su queste cose. Caro Gasparini, come va l'economia del Veneto? Bel compito, eh? Scusate, non avete fatto un applauso ai relatori, eh? È già aperto, è già aperto. Fanno tutti i nostri bravi tecnici che ci seguono. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare, lo avete già fatto in parte, la direzione statistica. Ci accingiamo a presentare la 23esima edizione del rapporto statistico, un lavoro puntuale, professionale che è stato svolto anche quest'anno e che ha un unico obiettivo: tracciare delle traiettorie e fare delle valutazioni leggendo la congiuntura economico e sociale, l'impatto che potrà generare sulle politiche regionali.
Questo è un lavoro fondamentale, strutturato, che anche per volontà del Presidente Stefani si sta definendo con strumenti sempre più aggiornati, in grado di essere di supporto alla Giunta e agli assessori stessi. Avete citato la data del 28 febbraio, una data importante che ha generato ulteriori tensioni geopolitiche in un mercato comunque già in difficoltà nel 2025, tant'è che la crescita economica è stata moderata e modesta, e noi adesso andremo a rappresentare alcuni dati che abbiamo estrapolato dal rapporto statistico e che raccontano e rappresentano alcuni indicatori, dal PIL al tema dell'inflazione, al tema dell'export, al turismo, al lavoro, in parte già anticipati, ma che danno il quadro e riferimento di come sta oggi il sistema economico-sociale della nostra regione. Partiamo un attimo dal tema del PIL. Il PIL nel 2025, l'economia italiana ha registrato, come abbiamo visto, una crescita assolutamente moderata, più 0,5%. L'Italia chiude il 25 con un prodotto interno lordo in leggero aumento, e la crescita, come è stato anticipato anche nel video, viene sostenuta soprattutto dal 0,3 nell'industria in senso stretto e dal 2,4 nelle costruzioni. Il PIL del Veneto chiude il 25 appunto con un più 0,4%. Per il Veneto non ancora disponibili sono i dati ufficiali, ma le stime indicano una crescita che è confermata allo 0,4% rispetto all'anno precedente. Un tema che però va sottolineato è il PIL pro capite, ed ha anche la misura della situazione economica che caratterizza, diciamo, il sistema regionale. Il PIL pro capite per il 2025 è stimato in 42.439 euro correnti. Il tema è che c'è una crescita nel 25 di 1.000 euro rispetto al 24 ed è superiore, come è stato sottolineato, all'11% rispetto alla media nazionale. E per il 26 invece si prevede una crescita del PIL pari al 0,6%. Sono temi importanti che danno la rilevanza dell'impatto economico che la congiuntura e gli scenari economico e sociali rappresentano per le famiglie e per i cittadini della nostra regione. C'è un altro tema importante che va sottolineato, è la questione dell'inflazione. Nel 2024 era stata sostanzialmente moderata, congelata, contenuta 1,5 e 1,7. Le tensioni e soprattutto l'impatto generato dalla tensione legata al conflitto con l'Iran ha fatto, aumentare in maniera esponenziale i prezzi, e quindi l'inflazione stessa, che nel 2025 ha raggiunto, livelli di impatto significativi, raddoppiando i valori dell'anno precedente. In tutto questo, in questa situazione difficile e critica, dobbiamo rilevare il tema dell'interscambio. Comunque il sistema produttivo regionale è un sistema che garantisce quel valore aggiunto in grado di compensare queste tensioni geopolitiche. Sono sempre stati vocati all'export. Sì, con una modularità che è stata in parte aggiornata, perché è vero che c'è stata una lieve contrazione dell'Expo col 0,2%. C'è però un dato assoluto degli 80 miliardi di euro, che è un dato significativo, è una costante per la nostra economia, e c'è una compensazione tra vasi comunicanti tra i mercati UE, dove c'è una crescita del 2,1%, e una decrescita del 3,4% per i mercati extra UE. Altro tema che secondo me è un elemento che è strategico dal punto di vista dell'impatto economico per la nostra regione è il tema turismo. Siamo riusciti nel 2025 a battere un record che era proprio della regione, quindi un ulteriore aumento degli arrivi, oltre il 2%, e delle presenze. Questo si fa presto ovviamente a valutare l'impatto economico e questo trend in grado di migliorare se stesso con valori che sono assolutamente fondamentali. Anche con qualche impatto sui veneti magari, ma sì, dico...
Però c'è anche una volontà in termini di indirizzo e di programmazione della Giunta e del Presidente, che è quella di riuscire a entrare in dinamiche in grado di governare. Noi sappiamo che noi siamo in una regione bellissima, che ha capacità in termini di attrazione turistica legate alle città d'arte, Venezia in modo particolare, ma abbiamo le Dolomiti, Ma anche abbiamo il lago, Padova, quindi Verona. abbiamo una serie di elementi che, ringraziando il buon Dio, sono stati regalati al nostro territorio, e questo ci dà l'opportunità di poter indirizzare un'offerta turistica che poche regioni hanno. Ma c'è anche una capacità di mettere a terra questa offerta turistica con iniziative e con una capacità di valorizzare i territori che diventa appunto un valore aggiunto. Altro tema che velocemente vado a toccare è il tema del lavoro. Dopo ovviamente l'espansione post-Covid, il tema del lavoro viene confermato con un tasso di occupazione del Veneto che è pari al 74,7%. È un dato molto importante, e il tasso di disoccupazione è attorno al 3%, quindi si conferma un trend che ha caratterizzato questi riferimenti negli ultimi anni. Un elemento che secondo me va sottolineato, l'ho detto prima, un dato preoccupante era il non coinvolgimento di una fetta di giovani che ovviamente non sono stati evidenziati in termini di elemento negativo, che sono quelli che non studiano, non lavorano. I NEET cosiddetti. I famosi NEET, che in Veneto ha raggiunto in maniera positiva un target che era stato previsto in termini di raggiungimento nel 2030. Siamo all'8,3%, che è un altro elemento che ci permette di vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, ma con la necessità e la capacità, facendo sistema col territorio, col mondo universitario, cosa che il Presidente ha indirizzato e strutturato fin dall'inizio, in grado di far fronte a questo ulteriore tema, per poter avere in una logica di sistema una capacità di risposta e di superamento a questa criticità. Io sul tema Space Economy, lo abbiamo detto, poi abbiamo una delle figure autorevoli che sono in grado di rappresentare Esponente. più di me ovviamente questo elemento. Voglio solo sottolineare che da 4 anni, mi pare, la Regione Veneto ha colto questo obiettivo e ha individuato come contenitore un evento che ormai si è posto a livello nazionale, lo Space Meeting, partendo dal presupposto che c'è una rilevazione di una filiera sostenuta da una rete di innovazione regionale, una RIR, che si occupa di space, valutando l'impatto anche potenziale in prospettiva che questo può avere. Sul tema cura, l'assessore ha dettagliato in maniera puntuale ovviamente le linee che emergono dal rapporto statistico. Qui abbiamo la Paola Roma, che è un assessore che sul pezzo legato al tema sociale sta lavorando in maniera straordinaria, quindi l'idea è comunque il Veneto e questa giunta regionale ha la capacità di mettere a terra in una visione di sistema tutta una serie di elementi che è in grado di rappresentare in prospettiva futura e di rappresentare per la nostra regione un valore aggiunto. Grazie. Grazie Maurizio Gasparini per la sinteticità anche. Dottoressa De Gennari, voi avete presentato il vostro rapporto il 23 giugno, se non sbaglio. 17 giugno. Ecco, mi sono sbagliata una settimana, accidenti. E forse c'era, per motivi, voi rilevate anche altre cose ovviamente rispetto a quello che fa l'ottimo ufficio statistico della regione, forse c'era qualche ombra in più adesso, non per andare contro l'orgoglio veneto, perché diceva giustamente Lipiello, dobbiamo esprimere le nostre buone qualità, però insomma qualcosa avete rilevato, e quindi mi interessa sapere da lei, dal vostro punto di vista, come va il Veneto, le famiglie venete anche, che cosa stanno facendo, come se la passano. Allora, intanto ringrazio di essere stata invitata qui in questo contesto. Allora, noi economisti siamo dediti a questa scienza che è stata definita scienza triste, e quindi tristemente diamo dei numeri, e quindi oggettivamente
abbiamo delle stime un po' diverse, ma un po' diverse si sta parlando di 0, ecco, Esattamente. sia l'Italia che il Veneto, che insomma il contesto italiano sappiamo, stiamo ragionando sui numeri al di sotto dell'1%, quindi non è che possiamo stare a questionare 0,1, 0,3, 0,4, Certo. perché ovviamente è un po' tutto il contesto italiano. Ecco, questa era una premessa per dire che insomma, non siamo necessariamente a guardare soltanto le cose negative, l'importante è indicare però appunto la strada. E dunque noi ci occupiamo sia di imprese che di famiglie. E sul fronte delle famiglie abbiamo degli indicatori che abbiamo sviluppato, perché insomma, Prometeia fa le sue stime, anche Svimez, che tra l'altro è stato molto molto più pessimista di noi, non so se avete visto recentemente il rapporto Svimez, addirittura per il Veneto mi pare meno 0,7, mi è sembrato un po' eccessivo, ecco, insomma, comunque siamo sempre sugli 0, sugli 0, che sia meno sia più. Comunque il discorso sulle famiglie, noi abbiamo degli indicatori che abbiamo sviluppato proprio in Banca d'Italia a livello regionale, tutte le 20 regioni italiane, noi abbiamo 20 diversi divisioni ricerca territoriale, sviluppiamo e il nostro indicatore sui redditi reali ci dice che i redditi, ma è stato sottolineato anche sul rapporto statistico del Veneto, i redditi netti reali qui sono fermi, insomma, in Veneto nel 2025, e questo perché la dinamica nominale è stata completamente mangiata dall'inflazione, che, insomma, quindi praticamente creata da una congiuntura non proprio favorevole, sì, insomma. quindi questo è un po' quello che noi rileviamo. I consumi sono lievemente aumentati, però ecco, si tratta di entrambe le dinamiche nelle nostre stime inferiori a quello che è avvenuto a livello paese, e questo un po' è il motivo per cui abbiamo lanciato un po' un messaggio: attenzione che siamo un'economia molto forte, però ci sono dei punti di attenzione sicuramente. E questo delle retribuzioni è un tema importante, infatti noi quest'anno ci siamo proprio occupati di fare un approfondimento, e l'abbiamo fatto un po' a livello di tutte le regioni italiane, però in particolare per il Veneto. E abbiamo rilevato appunto come abbiamo fatto proprio un'analisi negli ultimi 15 anni, dal 2008 al 2023, e abbiamo visto come le retribuzioni reali, quindi insomma il potere d'acquisto è diminuito in Italia, è diminuito sensibilmente, in Veneto un po' meno che inItalia. Diciamo che in Italia non si parla di 0, ma di no, punti qui si interi. sta parlando di riduzione del 6%, di oltre il 6% in Italia. Le retribuzioni, noi sono più povere rispetto al 2008 del 6% in Italia, e in Veneto siamo sull'ordine del 4,5%, però noi almeno io sono arrivata qua, io arrivo dalla Toscana, insomma, però comunque sono arrivata qua e ho detto no, il Veneto non si deve confrontare necessariamente con la media italiana, si deve confrontare con il nord Italia, ok? Perché è comunque una regione di testa, no? Di questo paese, quindi è importante. Si diceva la locomotiva, no? Del nord-est, adesso sì, con arranchiamo un po', ma ci il siamo. Veneto, però comunque questa è una regione che deve ambire a confrontarsi con le migliori regioni d'Europa, no? Quindi certo. Rispetto al nord le retribuzioni reali abbiamo visto che hanno perso un po' di più, e abbiamo utilizzato delle tecniche econometriche per scomporre di questa riduzione nei redditi netti, perché è dovuta sia alla composizione ovviamente della forza lavoro, ma anche alle politiche retributive, e abbiamo utilizzato delle tecniche econometriche abbastanza recenti per poter scomporre e estrarre quella che è la componente della politica retributiva. E qui c'è qualche sorpresa, cioè rispetto all'Italia, analogamente all'Italia e alle regioni del nord, nella manifattura vi è una dinamica favorevole della politica retributiva, leggermente favorevole, non stiamo parlando di grandissimi incrementi. Nel turismo e nei servizi, insomma, in particolare nel turismo e nel commercio le dinamiche sono negative, ma lo sono anche in Italia e nel nord Italia, in Italia in generale e nel nord. Sorpresa è che nei servizi high tech
cioè quelli di alta tecnologia, insomma abbiamo qui un altro presentatore, insomma, di questa space economy che fa parte dei servizi. Un esponente importante. Un esponente importante, insomma. Però in servizi high tech, che non è solo space economy, chiaramente, quindi sono tutti i servizi digitali. Lì le politiche retributive in Veneto rileviamo una dinamica sfavorevole, a fronte invece di una dinamica fortemente favorevole in Italia e in particolare in regioni del nord. Sappiamo come la Lombardia ha una presenza di servizi high tech molto importante. L'Emilia. E questo è forse un po' la nota negativa, ma anche può essere un campanello d'allarme e anche un po' la spiegazione di quella che è stato rappresentato prima anche dalla rettrice, cioè attrarre i giovani, di Verona, dice, cioè bisogna come pagarli. attraggo io il giovane qua, lo devo anche pagare, ecco. Insomma, questo è un po' il nostro. Ora è vero che la narrazione, ora vedo la rettrice di Ca' Foscari, la narrazione sia importante, però di fatto, ed è importante come si sta in Veneto, no? Se si trova una casa facilmente, se tutti i servizi di cura. Però è anche vero che, insomma, per attrarre i giovani la retribuzione è importante, quindi questo era uno degli aspetti che abbiamo messo in luce. È vero anche, e stiamo facendo anche una riflessione, anche alla luce del recente pubblicazione del rapporto sulla produttività dell'Ocse, che sapete appunto è uscito recentemente, anche noi arriveremo a riflettere sulla produttività e ci stiamo già lavorando come comunità di ricerca, insomma, della sede di Venezia, anche in collaborazione con altri colleghi, perché siamo economisti che lavoriamo tutti in rete. Però appunto sempre guardando alle famiglie, le note un pochino più positive, diciamo che sicuramente rileviamo nel 2025 una dinamica sostenuta dei mutui in collegamento proprio con la ripresa del mercato immobiliare, anche il credito a consumo è andato molto bene e la notizia importante, insomma, è che la qualità di questo credito è ottima, diciamo, per quanto riguarda le famiglie. Il tasso di deterioramento del credito è estremamente basso in questa regione, quindi non ci sono campanelli d'allarme dal punto di vista del credito. Questo mi sento di dirlo non solo per le famiglie, ma anche per le imprese. Certo. Le imprese sono comunque delle imprese che si sono irrobustite dal punto di vista finanziario nel corso dell'ultimo decennio, certo, proprio una maggiore patrimonializzazione, quindi questo sono note positive, ecco, sicuramente, però ecco, se occorre Dottoressa De Gennari, posso fare una domanda? Tanto non rubiamo molto tempo. Cioè, perché sono così basse le retribuzioni? Dove sta quello che Gasparini chiama il delta? Cioè, guadagno poco perché l'azienda si tiene i soldi o è una questione di produttività? È probabilmente una questione di produttività, perché una questione questo è un dato, siamo poco produttivi, no? Di capacità di assorbire i laureati nelle imprese, quindi di fare magari quel salto di investimento in ricerca e sviluppo. Ora, questo è un problema italiano. Sì. Il problema italiano è che le nostre imprese investono meno in ricerca e sviluppo rispetto alle migliori regioni, nelle migliori regioni europee. Questo invece, infatti, sono lieta di avere appunto qui insieme a me un esponente della Space Economy, perché questo è un segmento in cui la ricerca e sviluppo è molto sviluppato. È molto sviluppato. Occorrerebbe che questo tipo di investimento venisse fatto anche, si espandesse anche nelle altre imprese e in particolare poi lo sviluppo del segmento dei servizi ad alta tecnologia sarebbe importante in generale. Allora, grazie molto, abbiamo capito che siamo bravissime ad attrarre i turisti, cerchiamo di attrarre i giovani, riconoscendo le loro qualità. Grazie De Gennari. Dal lago, insomma, abbiamo visto l'applauso dei giovani, mi pare di capire che è quello più sentito. Abbiamo visto prima i numeri di questo comparto, 2 miliardi di valore aggiunto, ma se allarghiamo a tutti arriviamo alla filiera a 12 miliardi di valore aggiunto. Allora, cosa ci racconta del nostro territorio? Cosa succede da noi qui in Veneto? Sì, ben grazie anche dell'invito. Per la cucina ci ragioniamo. Ci state lavorando e io avevo il sospetto, perché sto cambiando la cucina. Mi hanno prospettato una cosa e ho detto, ma devo imparare il digitale, cioè non si può cucinare e basta, devo schiacciare bottoncini, il forno che fa le ricette.
insomma, io farò solo una pasta, ho capito. Prego, dal lago. Sì, grazie. Ma nessuno morirà di fame. No, no. Diciamo questo, mi collego un attimino solo Sui numeri, su quello che, no, i numeri lasciamoli alla statistica. alla statistica, però quello che diceva giustamente anche il rettore dello Iuva sul polo, diciamo, sul Polo del mare. Ecco, credo che diciamo, il blu e space siano interconnessi come sono tutti interconnessi oggi i domini strategici. Questo è il motivo per cui oggi Officina Stellare ha acquisito società nel settore navale, lavora nel settore cyber, proprio partendo da una spin-off di Padova, lavora nel settore aviation e lavora nel settore spazio. Perché? Perché se parliamo di spazio, è vero, spazio è la nuova infrastruttura di tutto quello che sarà costruito, non più diciamo a terra ma in orbita, ma è oggi, anche per un scenario geopolitico un po' particolare, un dominio altamente strategico. Questa è la ragione per cui essere nello spazio oggi è importante e la crescita deriva anche da quello, perché c'è una volontà delle varie nazioni di avere una certa sovranità tecnologica sui domini più importanti e lo spazio è fondamentalmente uno di quelli, e anche la necessità di creare un'industria che sia adeguata, perché la space economy oggi si sta creando l'infrastruttura in orbita, soprattutto in orbita commerciale. Siamo in una fase in cui stiamo creando le varie costellazioni, okay? Dove le aziende come la nostra, che sono quelle che magari lavorano il core business è proprio nello spazio, cioè l'infrastruttura, sono quelle che poi devono trascinare anche le aziende che fanno parte della filiera della supply chain, perché poi alla fine lo spazio, nel momento in cui tu crei l'infrastruttura, tu hai bisogno di quelle aziende e torniamo al Veneto, abbiamo tutte le carte in regola, perché la capacità manifatturiera che c'è in Veneto è di alto livello e di eccellenze, io lo vedo quotidianamente, è un grandissimo valore aggiunto, perché poi le cose bisogna farle, cioè non basta fare le presentazioni PowerPoint, no? E quindi c'è questa grande capacità e questa forza. Credo che negli ultimi 30 giorni come Rete Aerospazio sono arrivate più di 20 richieste di adesione nella RIR appunto della Rete Aerospazio. Di queste 20 adesioni, nessuna era un'azienda prettamente spaziale, ce ne sono poche. Della space economy. Esatto. Però sono aziende che contigue abilitano la tecnologia per le altre aziende che creano spazio. Se io ho un'azienda metalmeccanica che ha delle capacità tecnologiche e di costruzione di alto livello, sono fondamentali per aziende come la nostra. C'è un effetto anche, diciamolo pure, io lo dico così tra virgolette, assalto alla diligenza, e quindi tutti si vogliono buttare. Posizionare dove si sta andando. Si parla molto di riposizionarsi dall'automotive allo spazio, verissimo, bisogna stare attenti però, perché se io sono un'azienda che produce componenti per l'automotive e vado a comprare un'auto e dopo 3 giorni mi si rompe l'auto, vado al concessionario, mi dà l'auto sostitutiva e poi me la ripara. Quando lancio in orbita qualcosa, quando è lanciato, è lanciato. Questa è la grande differenza. Cioè, se io sbaglio qualcosa in orbita non è che posso... Cioè, c'è stato sì lo shuttle che è andato a riparare il telescopio spaziale Hubble, ma la missione è costata $1 miliardo all'epoca. E quindi quando si lancia bisogna avere la consapevolezza, la certezza, poi le failure esistono comunque, però la statistica che molto probabilmente non succederà nulla. Questo soprattutto nella space economy, dove non c'è più l'approccio delle missioni spaziali a costo, no budget, non importa, le grandi missioni. Adesso quando si lancia in orbita qualcosa che è commerciale. È un investimento. È un investimento. Produttivo. Pensiamo che i satelliti commerciali in orbita bassa hanno una vita di 4-5 anni, non di più, poi deorbitano. Poi restano spazzatura, peraltro. Poi restano alcuni spazzatura, ci sono anche le orbite cimiteriali, per quelli un po' più alti, però normalmente deorbitano. E quindi anche per le aziende che vogliono entrare, diciamo, in questa filiera che è, secondo me, nei prossimi anni
sarà sicuramente di crescita continua, devono avere anche la volontà di crescere e di investire, perché lo spazio è molto capital intensive, no? Officina Stellare ha avuto un percorso molto particolare. Quando noi abbiamo consegnato ai nostri clienti americani i primi 2 telescopi che sono stati lanciati in orbita, era il 2016. Quella era per noi la space economy. Nel senso che in quel momento realizzare telescopi spaziali, se andavi dai grandi, diciamo, le grandi aziende, ti costava 10 volte tanto. Questa startup americana, che oggi è quotata al Nasdaq, che ha circa, credo, 80 di questi telescopi che noi abbiamo poi lanciato, hanno loro lanciato negli anni, era veramente una startup all'epoca e ha detto: noi dobbiamo costruire qualcosa che abbia un costo ragionevole per reggere un piano industriale, se no non funziona. E noi abbiamo utilizzato materiali che derivavano dall'automotive, abbiamo qualificato colle, abbiamo fatto tutta una apposta. Tra l'altro nel 2016, quando i primi investimenti, perché non avevamo nemmeno una Camera Bianca, li abbiamo fatti proprio grazie alla Regione. Perché? Perché oggi Officina Stellare, dopo una serie di trasformazioni, è una società che ha oltre 550 dipendenti, di cui circa 200 in Veneto. Capitalizza in borsa circa 800 milioni, ma all'epoca era entrato Veneto Sviluppo con 500.000 euro come socio, diciamo, di maggioranza relativa. Di maggioranza. Grazie a quello noi siamo riusciti a fare il primo salto. Poi nel 2019 ci siamo quotati e abbiamo fatto. Dico questo perché... c'è stata una bella sensibilità comunque in Regione, no? Per sì, capire. Sì, assolutamente. Che è auspicabile prosegua. Esatto, è molto auspicabile che lo segua. È un altro tema, lo dico che c'è qui Gasparini che mi sente. Però questo va riconosciuto. Infatti va l'abbiamo riconosciuto. E io, insomma, lo dico sempre anche quando trovo l'ex direttore di Veneto Sviluppo all'epoca. Però... perché dico questo? Perché comunque in ambito spaziale bisogna avere, diciamo, una volontà di fare una crescita industriale, ma deve essere accompagnata anche da una crescita finanziaria. Perché lavorare in ambito spaziale è molto costoso. Bisogna confrontarsi con investimenti importanti. Noi oggi stiamo realizzando nel Veneto, nel Vicentino, uno dei più avanzati stabilimenti per la sistemi di comunicazione laser. Credo ce ne saranno meno di 10 in tutto il mondo e sicuramente l'unico in Italia e forse il terzo in Europa. Questi investimenti hanno dei tempi di ritorno che non sono dall'oggi al domani. Ah no, certo. Ecco. Concludo solo dicendo una cosa che riguarda le risorse umane, visto che si parlava molto di risorse umane. Noi abbiamo un rate di cervelli rientrati dall'estero che è molto alto. A differenza di quello che succede normalmente. Perché trovano una situazione che dà prospettive, come si diceva. Il nostro capo di ricerca e sviluppo era in l'Agenzia Spaziale Europea, del Politecnico milanese, è venuto il nostro capo del Dipartimento di Comunicazione Laser, era in Olanda, in TNO, un famoso istituto di ricerca, è rientrato. Ne abbiamo decine. Siamo stati indirettamente, diciamo, anche aiutati proprio dalla legge del rientro dei cervelli, perché questo è stato un provvedimento positivo. È stato un provvedimento che ha aiutato tantissimo, fondamentale, che non ti consente di essere attrattivo, ma ti consente di giocare almeno alla pari. Questa è la grande differenza. E quindi uno dice, piuttosto che mangiare male in Olanda, preferisco la pasta, esatto. Quella fatta col forno. Quando ho fatto il colloquio col capo di dipartimento laser, che è uno di Roma che si è trasferito in Veneto, gli ho detto: ma guarda fuori dalla finestra, ma cosa vedi? Ho detto: vedi pioggia? Vieni da noi. Effettivamente il territorio aiuta questo, no? Certo. E perché da noi, no? Cioè quelli che rientrano dall'estero non sono i giovani che hanno fatto i 2 o 3 anni all'estero, sono famiglie che rientrano. Che magari sono anche straniere, le mogli o i mariti. Sì, quei figli che banalmente magari non parlano la italiano lingua. e che fortunatamente a Vicenza con le scuole internazionali, perché ci sono le caserme, gli americani. Aiuta. Che questa è la realtà. E quindi bisogna un attimo cercare di capire che noi facciamo la nostra parte, ma il territorio deve fare la sua per essere attrattivo, perché poi alla fine uno rientra solo se ha veramente la voglia di entrare in Italia, non è l'aspetto economico, questo è fondamentale. No, certo, alla pari, però bisogna essere almeno alla pari. Esatto. Io so che qui, credo ci sia anche il
rettore della facoltà di teologia di Padova, e quando lei ha parlato di creare costellazioni, credo che gli sia venuto un attimo e anche quando ha parlato di orbite cimiteriali, perché ovviamente la creazione di costellazioni in genere aspetta qualcuno che è in alto. Noi abbiamo, con il Dipartimento di credo sia l'Università di Bologna, noi abbiamo 4 dottorati industriali attivi in azienda con le varie università, proprio perché per essere attrattivi bisogna essere innovativi e bisogna mantenere l'asticella, diciamo, sempre molto alta. Abbiamo anche portato, e secondo me questa cosa andrebbe forse valorizzata di più in Veneto, l'incubatore dell'Agenzia Spaziale Europea. L'ESABIC Padova, quando noi abbiamo preso un mandato dall'Agenzia Spaziale Europea, l'abbiamo fatto e abbiamo portato, ce ne sono 5 in Italia, incubatori ESA. Padova, l'abbiamo chiamato Padova perché per noi è un po' il crocevia, c'è Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e altri 2 distretti aerospaziali. Proprio ieri abbiamo selezionato, e la commissione è una commissione di alto livello perché c'è l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana, c'è l'Università di Padova, ci siamo noi, altre 4 start-up aerospazio di giovani che si vengono fare incubare a Padova. Okay? E siamo a 15 start-up, 15. E il rate di successo delle start-up degli ESA-BIC europei è oltre il 90%. Quelle saranno aziende del futuro. Beh, insomma, creativo anche in questo, grazie anche per aver parlato di risorse umane, non di capitale, perché sono parole, ma le parole sono importanti. Grazie per il lavoro che fa. Siccome abbiamo un minuto, perché siamo in perfetto orario, Gasparin, so che tu devi andare, ma questa sovranità tecnologica, lo spazio sarà democratico? Allora, lo sarà, però è ancora troppo strategico per esserlo oggi, secondo me. I grandi progetti spaziali vengono comunque guidati dai governi. Allora, io devo dire grazie per questo focus, grazie a Gasparini, grazie a De Gennaro, grazie a Dallago. Un applauso e vi licenzio, come si dice. Grazie davvero. E adesso, scusatemi, arrivederci. Ecco, resto seduta, resto comoda, abbiamo questo focus sulla cura e anche questo è introdotto da un video di presentazione che vediamo insieme. Prendersi cura è un valore fondamentale che riguarda tutti. Per rispondere ai bisogni della comunità, la cura deve tornare ad essere una priorità culturale, economica e politica, passando da responsabilità individuale a impegno collettivo. La cura è un bene comune da sostenere e valorizzare. I cambiamenti in corso richiedono un ripensamento del welfare e un nuovo equilibrio tra individuo, famiglia, comunità e istituzioni. I cambiamenti demografici, sociali e culturali, insieme alle persistenti difficoltà economiche, stanno riducendo la capacità delle famiglie di sostenere i compiti di cura. Viviamo più a lungo e le famiglie sono sempre più piccole. Una trasformazione senza precedenti che mette sotto pressione i tradizionali equilibri dell'assistenza familiare. Oggi le fasce più numerose della popolazione sono quelle anziane, mentre i giovani diminuiscono. Le previsioni al 2050 indicano un ulteriore aggravamento di questa tendenza. Se oggi ogni ultra ottantenne può contare su circa 3 potenziali caregiver, in futuro il rapporto sarà vicino 1 a 1, rendendo sempre più difficile garantire l'assistenza necessaria. Il lavoro di cura non retribuito garantito dalle famiglie è un pilastro del benessere collettivo, ma continua ad essere poco riconosciuto e valorizzato. Eppure, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in Italia rappresenta un volume di ore pari a 1,5 volte quello dell'intero lavoro retribuito del Paese. Resta difficile conciliare il lavoro e vita privata, soprattutto nella quotidianità di chi ha figli. A fronte di un maggiore carico di responsabilità familiari, sono le donne a incontrare maggiori criticità. Le difficoltà di conciliazione incidono negativamente sull'occupazione femminile, che diminuisce all'aumentare del numero di figli. In una situazione di piena parità, il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli piccoli e quello delle donne senza figli dovrebbe essere pari a 100. In Veneto si attesta invece al 79,8%. Per far fronte a queste difficoltà, molte donne ricorrono al part-time.
Quando questa soluzione non è sufficiente, spesso l'unica alternativa diventa l'abbandono del lavoro. Compito delle istituzioni è potenziare e rendere universali i servizi sul territorio. I servizi socio-educativi per la prima infanzia favoriscono la conciliazione tra lavoro e famiglia e rappresentano un'importante opportunità educativa per i bambini. In Veneto si contano 35,6 posti ogni 100 bambini 0-2 anni, sopra il target nazionale del 33%, ma con forti differenze territoriali. L'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle condizioni di cronicità e fragilità hanno reso sempre più centrale il ruolo dei servizi sanitari territoriali. In questo contesto, le cure domiciliari rappresentano una risposta strutturata e multiprofessionale. In Veneto, il 12,3% della popolazione anziana è seguita dai servizi di cure domiciliari. La maggior parte degli assistiti ha più di 74 anni. Quando le cure domiciliari non sono praticabili per l'elevato bisogno assistenziale o per le difficoltà delle famiglie, la risposta del territorio è l'assistenza residenziale. Un ruolo importante è svolto anche dai centri diurni, che favoriscono la permanenza della persona nel proprio contesto di vita e riducono il carico assistenziale delle famiglie. Il lavoro di cura retribuito coinvolge professioni diverse che rispondono a bisogni complessi e multidimensionali. Medici e psicologi, insegnanti e operatori dell'assistenza svolgono un ruolo essenziale per il benessere delle persone e della società. Una caratteristica distintiva del settore è la forte presenza femminile. Tra i lavoratori della cura spiccano colf, babysitter e badanti. È una categoria fragile, composta soprattutto da donne, spesso straniere, con bassi titoli di studio e un'età media elevata. Le condizioni occupazionali risultano più svantaggiate rispetto alla media degli occupati. I contratti sono meno stabili, il part-time involontario è molto più diffuso e le retribuzioni sensibilmente più basse. Il benessere dei lavoratori passa anche dalla sicurezza. Garantire ambienti di lavoro che tutelino la salute fisica e psicologica è essenziale, soprattutto di fronte all'aumento di infortuni e malattie professionali. Anche la scuola svolge un ruolo fondamentale di cura. È il luogo in cui si formano i cittadini di domani, si impara a vivere insieme e a partecipare alla vita della comunità. In Veneto, il tasso di abbandono scolastico precoce ha raggiunto il target europeo, attestandosi al 7,6% nel 2025. L'attenzione deve restare alta anche sulla dispersione implicita, cioè sul mancato raggiungimento delle competenze attese al termine del percorso scolastico. Qualità della didattica, benessere degli insegnanti, inclusione degli studenti con disabilità e cura degli spazi sono sfide centrali per una scuola in continua evoluzione. Negli ultimi decenni è emersa la necessità di ripensare i modelli di sviluppo. L'economia della ciambella propone un equilibrio tra bisogni essenziali delle persone e limiti ecologici del pianeta. All'interno di questo spazio sicuro è possibile garantire il benessere di tutti senza compromettere le risorse naturali. Per anni il Veneto ha perseguito la crescita economica, spesso a scapito dell'equilibrio ambientale. Oggi la sfida non è più soltanto produrre ricchezza, ma preservare un territorio sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici e alla pressione delle attività umane. La cura del territorio assume oggi un ruolo centrale per garantire un equilibrio tra sviluppo, tutela dell'ambiente e benessere delle persone. Proteggere le risorse naturali, prevenire il degrado ambientale e rafforzare la resilienza degli ecosistemi sono sfide sempre più urgenti. In questo contesto, la valorizzazione delle aree protette, del verde urbano e degli spazi dedicati allo sport contribuisce non solo a contrastare i rischi ambientali, ma anche a promuovere salute, inclusione e qualità della vita. Diventa quindi fondamentale ripensare il rapporto tra ambiente, benessere individuale e vita collettiva. Il verde urbano favorisce il benessere e la pratica sportiva. L'attività fisica aiuta a prevenire le malattie, ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita. Sul territorio veneto sono presenti quasi 8.000 impianti sportivi, con una forte diffusione di spazi dedicati all'attività ginnico-motoria, alla pallacanestro, alla pallavolo e al calcio. Lo sport genera valore non solo sul piano sociale, ma anche su quello economico.
In Veneto, la filiera sportiva produce 7,9 miliardi di euro e coinvolge numerosi settori, dai servizi sportivi all'istruzione, dall'abbigliamento alla manifattura. A questi si aggiungono 6,2 miliardi di euro di benefici sociali, grazie ai risparmi per sanità, welfare e sistema giudiziario. In altri termini, ogni euro investito nello sport genera quasi 5 euro di valore, 1,4 euro di benefici economici e 3,3 euro di benefici sociali. Un risultato che conferma lo sport come un investimento strategico per la collettività. Grazie anche a chi ha realizzato questo filmato. E allora, per questo secondo focus sulla cura, abbiamo visto è una responsabilità collettiva e diceva bene, prendersi cura è una priorità culturale, economica e naturalmente lo è anche politica. Invito Giovanna Boccuzzo, docente universitaria di statistica sociale all'Università di Padova, dove è stata direttrice del Dipartimento di Scienze Statistiche dal 19 al 23, è responsabile scientifica per l'Università di Padova del partenariato PNRR Age IT, che io ho tradotto per in italiano, invecchiare bene in una società che invecchia, perché insomma poi l'acronimo è in inglese. Prima della carriera universitaria ha lavorato diversi anni in Istat, dove ha coordinato le indagini sanitarie. La sua attività di ricerca è rivolta allo studio dell'invecchiamento, della salute, delle disuguaglianze sociali, con l'obiettivo di sviluppare strumenti utili a comprendere i bisogni della popolazione e a supportare le decisioni in ambito sanitario e sociale. Invito Livia Simongini, economista, principal di Prometeia, da oltre 20 anni si occupa di sviluppo territoriale, analizzando le dinamiche economiche e sociali e dei sistemi locali italiani ed europei, con particolare attenzione alle fragilità, alle potenzialità, alle traiettorie di crescita dei territori. Ha collaborato anche con la Commissione europea su temi legati alla politica di coesione e coordina studi e valutazioni di impatto economico e sociale di territori, infrastrutture e politiche pubbliche. Per la quota azzurra invito Maurizio Busacca, professore associato di Sociologia Economica e Trasformazioni del Lavoro all'Università Ca' Foscari, è direttore del master dedicato al personale degli ambiti territoriali sociali, si occupa di innovazione in particolare applicata ai sistemi di welfare e all'azione economica collettiva. Un applauso ai nostri relatori. Benvenuti. Allora, visto il filmato, vista anche l'ora, diciamo che voi avete punti di osservazione di vista diversi in base alle vostre esperienze, ai vostri studi, a quella che è la vostra pratica quotidiana. Abbiamo visto che la cura, nel filmato ce lo spiegava, si declina in modi diversi, multidimensionali, multisettoriali. Certamente siamo in una società più anziana, insomma, basta andare per strada, non occorrono le statistiche, una società che quindi necessita di maggiore assistenza, maggiori servizi. Il filmato ci proponeva sempre figure di donne, devo dire la verità, alla fin fine siamo lì con la questione della cura, quindi maggiore flessibilità anche per i caregiver con questo rapporto, le donne con i problemi di conciliazione. Io da donna devo dire che se semplicemente quando ci considerano datore di lavoro, quando assumiamo una colf o una badante, ci consentissero di scaricare tutto il costo, questo libererebbe forse un nero che c'è, il fatto che sono pagate poco, perché credo che i contratti prevedano 7 euro l'ora, cioè una cosa assolutamente indegna, meno di 10 euro non puoi pagare una persona, e consentirebbe anche a queste donne che si occupano dei nostri anziani o dei nostri bambini, che è quello di più prezioso che abbiamo, insomma una dignità del lavoro. Vabbè, insomma, noti problemi di conciliazione, torniamo con la voce seria. Dunque, per la vostra esperienza è importante, cosa importante sottolineare a questo tavolo? Partiamo da Giovanna Boccuzzo. È sempre aperto, i tecnici fanno loro. Ah, va bene. Beh, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io mi ero preparata tanti dati, ma invece no, perché li hanno già raccontati tutti. Li ho fatto cambiare no, destino. No, non c'è problema, non c'è problema.
Io partirei da un'evidenza. Allora, questi dati hanno parlato molto bene di quanto sia aumentata appunto la speranza di vita, no? Quindi la vita è molto più lunga. E stanno meglio i nostri anziani. Io mi occupo di invecchiamento prevalentemente, quindi stanno meglio i nostri anziani. Sì, in realtà sono aumentati anche gli anni in buona salute, però a dire il vero in proporzione la quota di anni vissuti in buona salute e quindi in cattiva salute è rimasta più o meno la stessa. Questo cosa significa? Che in termini assoluti il numero di anni vissuti in cattiva salute è sempre più grande. È aumentato. È sempre più grande. E quindi il problema dell'autonomia funzionale, della cura, è un problema naturalmente sempre più pressante. Allora io non ripeto tutti i numeri dati prima, però almeno questo, a livello nazionale, fra le persone di 65 anni in più, il 28% presenta gravi limitazioni motorie, sensoriali o cognitive. Già il 28%? Sì, e il 10% limitazioni nelle attività fondamentali della vita quotidiana, cioè lavarsi, vestirsi, farsi la doccia. Questo significa che queste persone hanno bisogno di aiuto nella loro gestione della vita quotidiana. Allora, ad esempio, nel nostro partenariato, questa bellissima esperienza che abbiamo fatto fra università e enti in tutta Italia, fra i tanti lavori dei colleghi hanno stimato che in Italia oltre 5 milioni e mezzo di famiglie hanno almeno una persona con difficoltà nelle attività quotidiane, quindi più di una famiglia su 5, e 2 milioni di famiglie hanno al proprio interno una persona con limitazioni gravi. Quindi, voglio dire, qui non siamo di fronte a problemi marginali, ma a una questione strutturale della nostra società. Questa infrastruttura, l'infrastruttura oltretutto dell'assistenza familiare, è un'infrastruttura sempre più fragile. Come ha detto lei, spesso ci affidiamo alle badanti, ma questa non può essere una soluzione strutturale, perché anche le badanti invecchiano, anche le badanti inizieranno ad avere i loro problemi di salute, poi hanno i gravi loro problemi, genitori, certamente. hanno le loro famiglie, quindi non è che noi possiamo risolvere un problema di squilibrio demografico trasferendolo da una famiglia all'altra o da un paese all'altro. Quindi c'è una prima grande evidenza che il modello attuale della cura è chiaramente sottoposto a una pressione crescente e non può continuare a riprodursi spontaneamente in questo modo. Quindi questo ha delle conseguenze anche sul sistema di cura, sul nostro sistema sanitario, che è chiaramente sotto pressione. Oggi c'era in prima pagina sui giornali, si ricordava che è riaperta la polemica, no? Per le famiglie che hanno i malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA, c'è una sentenza, la famiglia non paga, dovrebbe pagare l'ULSS, dovrebbe pagare, Sì, non è di poco conto, non è di poco conto. C'è una pressione forte sul sistema sanitario, chiaramente. Come si reagisce a questa pressione? Questa pressione forte sul sistema sanitario genera poi anche delle diseguaglianze dal punto di vista poi delle cure, perché comunque questa pressione fa sì che molti poi si rivolgano anche al sistema privato. Ad esempio, in Veneto nel 2024 la spesa sanitaria privata sostenuta dalle famiglie è cresciuta fino a 857 euro pro capite. Quasi il 27% della popolazione dichiara di essersi rivolto a strutture private pagando integralmente l'ultima prestazione sanitaria. L'8% della popolazione rinuncia alle cure sanitarie. Lei sta facendo una cifra, 857 euro, che assomiglia a quel più 900 e rotti euro di PIL pro capite che hanno i veneti, che quindi investono tutto nella sanità privata a questo punto. Quindi questa pressione sul sistema genera chiaramente delle disuguaglianze e questa è un'altra evidenza di cui secondo me bisogna tener conto e un attimo dopo, fra poco ci torno. Il legislatore pensa a queste cose? Assolutamente sì. Molti di voi conoscono benissimo il decreto 77 del 2022, quello delle case di comunità, per capirci, no? Allora io qui faccio lo statistico, non mi occupo ovviamente di case di comunità. Fra le altre cose questo decreto parla di che cosa? Dice sostanzialmente non possiamo più aspettare che le persone arrivino al servizio quando il problema è già conclamato. Certo. Dobbiamo cercare di fare una previsione, una stratificazione della popolazione, delle persone per livelli di vulnerabilità. Sostanzialmente
spinge per passare alla sanità di iniziativa, alla sanità proattiva, non alla sanità puntata solo sulla cura. Perché non ce la facciamo? Perché bisogna prevenire, bisogna evitare di arrivare a quel evitare di limite. arrivare, quindi bisogna cambiare la logica e passare da un sistema prevalentemente reattivo a un sistema che sia almeno in parte proattivo. Chi avrà bisogno, di che cosa avrà bisogno, e qui entra il tema della cura predittiva. È uno dei temi di cui noi ci siamo occupati in questo grandissimo gruppo di ricerca, e su questo siamo passati dal concetto di malattia al concetto molto più attuale oggi, che è il concetto di fragilità. Voglio dire, le stesse persone che hanno le stesse malattie possono trovarsi in condizioni completamente diverse. Perché? Perché hanno una rete diversa, hanno conoscenze diverse, quindi dobbiamo ragionare più su un concetto di fragilità. La fragilità è quella condizione tale per cui hai una serie di vulnerabilità che ti espongono maggiormente agli eventi avversi. Quindi sei più esposto all'accesso in pronto soccorso, all'ospedalizzazione, alla frattura, anche alla morte, ahimè. Ecco, su questo qua parliamo di un rapporto statistico, parliamo di statistica, e la statistica è utilissima, perché ad esempio noi abbiamo costruito delle misure di vulnerabilità per riuscire a stratificare tutta la popolazione usando dei dati che abbiamo. Sono tutti dati sanitari che abbiamo Non si presso le scappa, nostre diciamo, Ce quelli li abbiamo sono i tutti numeri. i dati, non dobbiamo chiamare nessuno, non dobbiamo fare indagini complesse, dobbiamo semplicemente usare Guardare. questi strumenti. E quindi questo è un primo aspetto, voglio dire, cioè abbiamo gli strumenti per riuscire ad anticipare. E l'altro elemento, e poi chiudo, su cui vorrei dire qualche cosa, è che quando parlo di fragilità non parlo solo di fragilità sanitaria, perché la fragilità sanitaria molte volte parte da una fragilità sociale. La rete sociale è una riserva grandissima. La solitudine. Esatto, così come esistono le riserve fisiche, ci sono tutte le riserve relazionali, assistenziali, di rete, che sono importantissime. Noi abbiamo fatto uno studio su dati europei molto ampio. Ebbene, se noi partiamo da persone che non sono fragili, che stanno bene, e le vediamo dopo 4 anni, le persone che hanno una fragilità sociale hanno più del doppio del rischio, a parità di altre condizioni, di avere una fragilità fisica. Quindi sostanzialmente la sfida della cura, secondo me, consiste nel riconoscere prima chi sta diventando vulnerabile e capire che la vulnerabilità è anche sociale ed economica, e orientare le risorse prima che il bisogno diventi emergenza. E questo potrebbe aiutarci a essere più efficaci nel nostro processo di cura. Grazie a Giovanna Boccuzzo, forse ha partecipato anche lei, c'è stato credo il 3-4 luglio alla Fondazione Cini un convegno, no? proprio su questo, Daniele Franco, il direttore scientifico, su longevità, conquista diseguale, dove sostanzialmente diceva quello che ha detto lei. Chi ha le risorse, non solo materiali ma anche proprio sociali, relazionali, culturali, resiste, fra virgolette, meglio di chi ovviamente non ha queste possibilità. Livia Simongini, senior specialist di Prometeia, so che lei si occupa molto anche di sport, qui c'è anche un report, no? In particolare lo trovate nella vostra cartellina. Sport, ambiente, abbiamo visto nel filmato quanto sono importanti. Sì, allora, diciamo, per arrivare un po' a parlare di sport, volevo però ricollegarmi alla cura, appunto. Per fare questo passaggio mi sono ispirata a un sito molto interessante che si chiama Una parola al giorno. Come si chiama? Una parola al giorno. Ah, perché andiamo a vederlo. Una parola al giorno, va bene. Perché proprio volevo focalizzarmi sulla cura, cioè con una lingua che cambia molto velocemente. Noi ci portiamo dietro il termine cura da 24 secoli circa. Quindi che cosa vuol dire? A mio avviso che la cura ha una forte dimensione di temporalità, no? Quindi prima diceva la rettrice Leardini, no?
non è una mera risposta al bisogno, no? Ma la cura è qualcosa che si svolge nel tempo, quindi è prevenzione, certo. no? Se andiamo a guardare le fragilità, è investimento sul futuro. E in questo senso, appunto, lo sport è un po' la manifestazione concreta, no? Di come la cura effettivamente possa concretizzarsi, appunto. E con la Regione Veneto, lo servizio statistico della Regione Veneto, abbiamo voluto approfondire questo concetto di sport e di pratica sportiva proprio in questa accezione. E quindi appunto diventa sostanzialmente per noi la pratica sportiva un qualcosa che riesce in maniera duratura a migliorare la qualità della vita, no? Delle persone, quindi di chi pratica sport, ma non solo. Si generano dunque dei benefici che noi abbiamo cercato di, attraverso diciamo, una metodologia riconosciuta e rigorosa, di strutturare in maniera sistematica e poi di andare a valorizzare. Benefici per chi? Intanto in Veneto ci sono, non so se è un dato che c'era nel filmato, circa 3 milioni e mezzo di persone che fanno sport, quindi una percentuale estremamente alta della popolazione. E tra questi sono over 64, 690.000 persone, e sono proprio per loro che i benefici sono particolarmente significativi. L'impatto dello sport su queste persone è infatti superiore a quello della media, no? Superiore a quello della media degli adulti. Sappiamo come lo sport e l'attività fisica contribuiscano, ce lo dicono tanti studi, no? A mantenere un'autonomia, a rallentare, no? La degenerazione cognitiva, e soprattutto ha un effetto molto significativo come contrasto all'isolamento sociale, no? Prima si parlava delle fragilità. Lo sport, soprattutto per appunto persone, diciamo in un'ottica di una popolazione che invecchia, lo sport riesce ad avere questo impatto forte. Però ecco, siccome dobbiamo guardare appunto al presente, ma dicevamo la cura anche con uno sguardo prospettico al futuro, guardiamo anche ai giovani che praticano sport. E avere dei giovani che praticano sport vuol dire domani avere una società più sana, ma anche una società più produttiva, no? Ci sono studi che mettono in relazione l'impatto dello sport con le performance scolastiche o le performance lavorative. Vuol dire avere anche una società che riesce a risparmiare in termini appunto di spesa sanitaria, ma anche di spesa giudiziaria. Quindi ecco... giudiziaria perché li si toglie dalle strade anche, esatto, relativamente ai ragazzi, esatto, no? Esatto, sì. C'è anche lì, ci sono studi che ci dicono che c'è una relazione con la pratica sportiva, si tende poi a delinquere meno, no? E quindi va proprio in questa direzione di toglierli dalle strade. Vuol dire anche avere una società più coesa nel momento in cui, no, vediamo che soprattutto lo sport di squadra insegna dei valori educativi, dei valori di attenzione all'altro, quindi rafforza quello che viene chiamato, no, il capitale relazionale. E quindi ci sono tutti elementi che servono per proiettare la regione nel futuro. Si parlava non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista degli aspetti sociali. L'ultimo pezzettino, diciamo che oltre appunto a questa rilevazione un po' sistematica dei benefici dello sport che travalicano quindi i benefici individuali, no? Diventano benefici sociali, è l'idea di volerli misurare. Quindi noi questi benefici li abbiamo misurati, anche qui seguendo una metodologia che è riconosciuta, misurati con appunto quella che è una moneta, no? Quindi con tutti i limiti che può avere la misurazione, la quantificazione economica,
ma è anche quello che ci permette, no, di dare appunto valore a quelli che altrimenti rischiano di essere intangibili, benefici intangibili. Quindi i numeri appunto li abbiamo un po' visti, no? Questo 4,7 di euro, no? Che si generano di valore a fronte di un euro, esatto, soltanto. A fronte di un euro speso, investito nello sport, abbiamo poi un ritorno economico e sociale di 4,7 euro. Quindi questo diciamo, dato, questo risultato, no, ci insegna come davvero la promozione della pratica sportiva, dello sport di base, possa diventare una risorsa importante, no, per anche il futuro della regione. Allora, per quanto mi riguarda, sfonda porte aperte. Si era parlato di un bonus palestra, più o meno non se n'è più visto, cioè uno dovrebbe prevenire, no? Abbiamo detto che poi genera anche bene, e non solo per i ragazzi ma anche per le popolazioni più adulte, perché lei ha detto bene che il beneficio individuale diventa un beneficio sociale. Potremmo far rientrare nei LEA, visto che per tutti i medici la prima cosa per qualsiasi malattia, l'ipotensione, l'obesità, cioè, devo dire anche il mal di denti, è camminare, muoversi, fare sport. Allora bisogna un po' cambiare forse la cultura e sarebbe davvero importante spingerlo questo sport, perché poi abbiamo dei buchi terribili. A scuola non se ne fa, le famiglie finanziano giustamente fino ai 12-13 anni, poi c'è un buco spaventoso con le superiori, perché a quel punto anche le società sportive fanno un investimento sugli allenatori e se il ragazzino alto 1,70 m vuole continuare a giocare a pallacanestro non lo può fare, perché gli allenatori si tengono solo quelli dal 1,85 m in su, ed è una cosa che si capisce. Allora bisogna davvero insistere su questo argomento. Maurizio Busacca, che è docente di sociologia dei processi economici del lavoro dell'Università di Venezia, lei anche preside di un master, si occupa proprio di lavoro, istruzione e welfare. Il suo punto di vista su quello che abbiamo visto e poi faremo un altro piccolo giro. Sì, mi associo anche ai ringraziamenti per l'invito. Ho trovato molto interessante il rapporto statistico e credo anche i video che hanno introdotto questo momento di confronto siano particolarmente utili, e vorrei però partire da una apparente contraddizione che emerge dal racconto, che nel rapporto è presente ma che anche oggi è stato ricostruito. Cioè, da un lato un territorio, una regione che centra la gran parte degli obiettivi europei, penso in termini di NEET, in termini di tassi occupazionali, in termini di servizi per l'infanzia e così via. E dall'altra parte, se ne è discusso molto nel round precedente, di una regione che in qualche modo continua a stare bene ma rallenta la propria crescita economica rispetto al passato. Ecco, mi piacerebbe ragionare con voi della possibilità di intravedere proprio nell'ambito della cura uno degli ambiti, uno dei settori attraverso i quali aprire degli spazi di manovra per provare a risolvere questa contraddizione. Perché il settore della cura svolge almeno 3 funzioni che in parte sono già state richiamate dalle colleghe. Interviene in situazioni di fragilità e di disagio, abilita all'uscita da situazioni di fragilità e di disagio e infine diventa un ambito occupazionale per alcune fasce privilegiato per alcune fasce di popolazione che in questo momento scontano ancora un divario nella partecipazione al mercato del lavoro. I dati ce lo hanno raccontato bene, gli interventi delle colleghe. Ecco, da questo punto di vista noi dobbiamo allora sempre avere presente che il settore della cura e più in generale il settore del welfare è un settore strategico. Noi oggi non siamo ancora del tutto consapevoli anche questo è un problema culturale, di questa
questa strategicità e questo è anche un problema culturale. Lo vediamo anche nella composizione dei tavoli quando si parla di economia e quando si parla di welfare, anche dal punto di vista della rappresentatività di genere all'interno di quei luoghi, di quei momenti di confronto. Ecco, da questo punto di vista la proposta che io vi faccio è di provare a rovesciare questa prospettiva e pensare che il settore della cura non sia un settore che interviene con funzioni riparative rispetto ad una serie di situazioni di disagio e di problematica che sono riconosciute all'interno scusate, è uno degli effetti dell'aria condizionata, in situazioni di disagio e difficoltà, ma invece è un settore che ha una funzione, in parte è stato richiamato anche questa mattina, di attrattività e di capacità anche di trattenere persone all'interno di un territorio, perché è vero che noi decidiamo di spostare la nostra base lavorativa in funzione dell'ambiente, in funzione del cibo che quel luogo ci offre, in funzione anche della rete sociale che ci accoglie in un determinato territorio, ma anche della qualità di servizi che noi in quel territorio troviamo. Io se decido di trasferire la mia sede di lavoro in un altro territorio ho bisogno di una casa, voglio buoni servizi sociali. Una casa a un prezzo giusto, non turistico. Certo, voglio potermi rivolgere a dei servizi di qualità che sono in grado di rispondere alle esigenze mie e di altri anche il trasporto pubblico banalmente. Assolutamente, il trasporto, la sanità, il servizio sociale, la scuola, tutte questioni che sono state richiamate bene all'interno del rapporto. E questo avviene in una fase di mutamento sociale in cui la riconfigurazione delle diverse fasce d'età all'interno non solo della nostra regione, questo è un tema più ampio, è un tema nazionale, è un tema globale, vede da un lato crescere la presenza delle persone anziane, vede aumentare notevolmente il numero di famiglie mononucleari o comunque con un numero di componenti molto limitati, e questo genera un peso in quella che alcuni iniziano a chiamare, se volete anche scherzosamente, ma non troppo scherzosamente, generazione sandwich. Generazione sandwich perché schiacciata da un lato nei compiti di cura nei confronti dei propri figli e dall'altro nei compiti di assistenza e cura rispetto agli anziani e ai propri genitori. E questo anche con delle aggravanti, perché avendo spostato l'età in cui si diventa madri, si è già noi, non io perché ho fatto molto presto, ma si è già noi un po' più avanti con l'età, e quindi si hanno ancora genitori che hanno più bisogno, con bambini che hanno più bisogno perché sono più piccoli. È un sandwich scomodissimo. È un sandwich scomodissimo e dal quale è difficilissimo anche uscire, perché come si ricordava già nel corso della mattinata sono cambiamenti di lungo periodo e che richiedono poi una si licenzia. Politiche, oppure ricorre al part-time involontario. Con la conseguenza su pensioni, eccetera. E ovviamente, come i dati ci raccontano, questo ha un peso diverso in relazione anche al genere in ragione di una serie di stratificazioni culturali che in questo e in altri territori si sono prodotte. Ecco, aggiungo però un elemento a questo che mi sembra un terreno di confronto condiviso e che è emerso nel corso della mattinata, e cioè il fatto che questa riconfigurazione sta pesantemente mettendo sotto pressione i sistemi locali di welfare, perché noi abbiamo capito nel corso degli ultimi 30 anni ormai che la dimensione locale è la dimensione più adeguata per costruire dei livelli significativi di personalizzazione dei servizi, cioè i territori hanno maggiore capacità di lettura del bisogno e anche in alcuni casi di articolazione della risposta. E qui però apriamo un altro fronte problematico, che è quello della frammentazione, perché non tutti i territori sono dotati delle stesse risorse, anche da un punto di vista infrastrutturale, anche delle competenze, e quindi noi siamo in grado di produrre grandi differenze anche all'interno di una stessa regione. Noi sappiamo che all'interno di un territorio regionale come il nostro, che performa bene dal punto di vista non solo economico ma anche della capacità di risposta alla domanda di servizio sociale oltre che sanitario, il territorio non è del tutto omogeneo, ci sono alcune aree dove la capacità dei servizi sociali di offrire risposta è particolarmente alta e anche capace di innovazione, e aree invece dove questa capacità è molto limitata ed è poco capace di innovazione, costruendo
delle nuove forme di stratificazione e di disuguaglianza, che poco hanno a che fare con i singoli individui, ma che molto dipendono dal territorio in cui è locata la vita dei singoli individui. E questo è interessante perché in qualche modo mette in discussione anche quell'idea, quel paradigma che si è molto fatto strada negli ultimi anni di una responsabilità individuale rispetto all'uscita dalle situazioni di disagio e di difficoltà personale, che rimane pur valida, ma che deve fare i conti però con contesti che offrono in alcuni casi molte, in altri casi poche opportunità di uscita dalle condizioni di fragilità. Ecco, da questo punto di vista allora il welfare, chiamiamolo abilitante, deve fare i conti almeno con due fenomeni emergenti. Da un lato la necessità di acquisire la consapevolezza che un welfare abilitante funziona quando sono garantite alcune condizioni standard, cioè quando i livelli di standardizzazione, i livelli di standard di offerta. Noi ci siamo arrivati da poco, ci siamo arrivati tardi con i livelli essenziali delle prestazioni sociali e ci siamo arrivati ancora in modo davvero molto parziale. Non sono rinnovati dal 93, credo. Vivono dei periodici adeguamenti, ma che comunque sono estremamente modesti e soprattutto tengono sempre conto del punto di partenza e quindi è uno standard parziale. Arrivano quando la necessità è proprio feroce. Il secondo elemento, e poi vado a concludere, ha a che fare con la necessità forse anche di riposizionamento di alcuni termini del discorso, che devo dire in questo rapporto trovo molto sfidante e particolarmente centrato. L'idea di chiamare il focus di questo rapporto cura è una sfida e in qualche modo raccoglie un punto di vista interessante che noi potremmo in qualche modo ricondurre anche all'esperienza dei paesi nord europei, che hanno un'intuizione ormai quasi una ottantina di anni fa, hanno una grande intuizione che è quella di sganciare il settore della cura dal settore dell'assistenza sociale tout court. Cioè l'assistenza sociale ha a che fare con le gravi situazioni di povertà, con le gravi situazioni di disagio e in qualche modo ha una funzione riparativa rispetto... Era quello che si diceva prima. Ed è quello che si diceva prima. Alla cura invece viene riconosciuta una capacità di lavorare su più fronti, anche in termini appunto preventivi, abilitanti, oltre che di riparazione. Ecco, da questo punto di vista diventa interessante, diventa un salto di paradigma, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico, e che chiama in gioco anche la capacità di integrazione del settore della cura con altri ambiti, quello della sanità certamente, ma su questo secondo me abbiamo già fatto molta strada negli ultimi decenni. L'altro ambito su cui stiamo facendo molta strada e molto velocemente è anche l'integrazione con il settore delle politiche attive del lavoro, e quindi riconoscere questo anche come un ambito privilegiato di integrazione delle politiche sociali. Perché se noi abbiamo, e vado a chiudere davvero, se noi abbiamo in mente un welfare, un settore della cura che ha anche una funzione di infrastruttura abilitante, perché è questo che noi diciamo quando affermiamo che il welfare ha una funzione attrattiva e di trattenimento di risorse umane, di capitale umano. Se vogliamo attribuire al settore della cura questa funzione di infrastruttura abilitante, ecco che allora diventa importante collegarlo con gli altri settori strategici con cui in qualche modo condivide pezzi di lavoro e pezzi di responsabilità. Grazie, professor Busac. Abbiamo fatto un applauso a questi relatori. Primo giro. Quando parlava prima del territorio, mi viene in mente, credo sia il comune di Cibiana, che siamo nel Bellunese, dove è stato eletto il sindaco e si è anche dimesso perché si è reso conto che aveva 3 dipendenti. Sì, 200 abitanti, però 3 dipendenti. Quando gli arriva da fare la pratica, non dico sul PNRR perché ormai è chiuso, ma su qualsiasi cosa, non è in grado di assolverla. Allora cerchiamo anche di mettere assieme le risorse per trovare delle competenze per affrontare i problemi. Questa è davvero una decisione che sarebbe politica importante. Ma siccome vogliamo chiudere in bellezza
e torniamo a un po' di Pride Veneto, vogliamo parlare anche di buoni esempi, di buone pratiche che avete nel vostro settore? Rifacciamo il giro da Boccuzzo. Allora, faccio proprio la statistica adesso. E buone pratiche che ci sono, buone pratiche che devono ancora arrivare magari. Facciamo metà e metà. Cerchiamo di essere positivi. Cerchiamo di essere positivi. Allora, una buona pratica che questo rapporto dimostra è che con gli anni abbiamo sempre di più. Riusciamo a far entrare sempre di più i dati nelle decisioni. Far entrare i dati nel processo decisionale è una cosa che stiamo imparando a fare, che bisogna fare ancora meglio, per carità si può sempre fare meglio, ma è un processo che è entrato nella decisione politica. Pensiamo a ILEA, voglio dire, nella sanità. ILEA sono l'esempio conclamato dell'uso dei dati statistici nelle scelte politiche. La seconda buona pratica: abbiamo tantissimi dati, abbiamo tantissime capacità di usarli e di costruire degli strumenti semplici e replicabili per aiutare il decisore sanitario, il decisore politico. E in questo le esperienze che abbiamo fatto col PNRR ci hanno aiutato tantissimo, perché abbiamo veramente collegato la ricerca con i bisogni reali. Ad esempio, io racconto la mia esperienza, ma vi assicuro che in Egitto ce ne sono state tantissime. Noi abbiamo costruito una app semplicissima che consente all'azienda sanitaria di applicare questo nostro indice. È semplicissima, ma è basata su dati che hanno le aziende e che loro possono usare per fare una stratificazione della popolazione per livelli di vulnerabilità. Quindi unire l'unione della ricerca scientifica con strumenti effettivamente utili al decisore. Scusi, questa app la usano tutte le ULSS? Giusto per capire. Hanno iniziato a usarli la Padova, hanno iniziato a usarli in realtà la Regione Piemonte, e adesso facciamo tanta pubblicità. Ecco. E speriamo che la usino. Esportiamo capacità. Speriamo che la usino. Fatemi dire una best practice che dobbiamo anche però conquistare. Far parlare molto meglio i ricercatori col garante della privacy, perché tutti questi strumenti che abbiamo, noi abbiamo degli strumenti meravigliosi e tante volte non li usiamo con le loro piene potenzialità per tutte le tutele giustissime che ci sono e che rendono poi difficile veramente applicarli. Questo è un cruccio che io ho, soprattutto in sanità, nel quale bisogna riuscire a legare meglio queste due realtà in modo da massimizzare la resa. Perché adesso voi vanno su e giù i relatori. La sentono molto. Ma io nel mio telefonino, che è lì muto, mi troverò, appena lo aprirò, 2000 pubblicità per gli anziani senza che io abbia chiesto niente, perché ascolta le mie parole. Va bene, e con questo chiuso. Però ecco, la statistica ci consente veramente di usare tutta la capacità informativa dei dati senza perdere di vista la persona. Ecco, questo secondo me, ecco, lo statistico che riesce a fare questo, e secondo me si fa sempre meglio questa cosa, raggiunge veramente l'obiettivo della statistica come scienza di governo, così come si diceva già molti anni fa. Grazie alla professoressa Giovanna Boccuzzo. Non perdiamo di vista la persona, nemmeno con Livia Simongini. Sì, io appunto facendo un pochino questo affondo sullo sport, mi riallaccio però a quello che diceva la professoressa Boccuzzo sull'importanza dei dati, no? Vi ho raccontato un pochino, insomma, poi ovviamente nel rapporto trovate tutti i dettagli, questo studio che abbiamo fatto sull'impatto dello sport. Però ecco, per vedere effettivamente, no, se un'iniziativa ha avuto una ricaduta, la dobbiamo misurare, quindi dobbiamo averci i dati, no? Se non abbiamo dati, anche queste iniziative che sono sicuramente di impatto, non sappiamo però effettivamente quanto che cosa utili hanno prodotto.
Quindi da questo punto di vista il fatto che nella legge regionale del Veneto dello sport sia previsto che ci sia un osservatorio regionale dello sport proprio per raccogliere i dati, ecco, secondo me è un passo molto, molto importante. Quindi quando io adesso magari vi racconto qualche best practice e devo andarla un po' a pescare nel mondo anglosassone, perché in quel caso... Cioè, scusi, io dicevo Pride Veneto e lei va... Lo Vabbè, so, però pazienza. se vogliamo parlare di misurazione sistematica degli impatti, in particolare nello sport, bisogna andare a pescare lì, perché lì sappiamo che c'è appunto un lavoro dietro rigoroso di calcolo. Che faremo anche noi. Che faremo anche noi, no? mettiamola Ma così. questo è, diciamo, ora non è solo il caso dell'Italia, ecco, del Veneto, c'è ancora tanta cultura del dato, soprattutto nelle misurazioni di impatto sociale, che, come dire, va sviluppata, perché appunto altrimenti si rischia un po', no, di fare delle valutazioni senza una base solida, e quindi non sono valutazioni Ma forse sono corrette. più utili a chi deve farsi votare, magari, no? Questo. Lo dico io, guardi, sono libera di dirlo. Ecco, comunque sì, vi ricordo solo qualche di queste esperienze appunto collegate allo sport. Ci sono delle esperienze appunto in Inghilterra, ma anche in Scozia, di Community Leisure Hub, dove, diciamo, sono centri polifunzionali che partono dallo sport, sono finanziati in parte dai privati, ma soprattutto dal pubblico. Sono centri polifunzionali che partono dallo sport, ma offrono tutta una serie di altre attività, che quindi possono essere anche attività di tipo sociosanitario. Ad esempio ci sono all'interno dei centri diurni per disabilità. Quindi ci sono sì le palestre, le piscine, ma c'è anche la caffetteria, c'è anche la cucina comune. La biblioteca, La magari. biblioteca, esattamente. Quindi, e questi hanno avuto un impatto forte laddove, ad esempio in aree depresse, no? Si parlava prima delle fragilità, delle differenze che ci sono nei territori. Ad esempio ho studiato questo caso di Community Leisure Hub vicino alla foresta di Sherwood, che sembra un posto bellissimo, in realtà è un'area depressa che ha sofferto molto per il declino dell'industria mineraria. Certo. E quindi, ad esempio, in quel caso l'aspettativa di vita per gli uomini è di 7 anni inferiore alla media nazionale. Ken Loach ce lo racconta sempre nei suoi film. E qui, ecco, lì ad esempio è stato creato con anche un'ottica, come si dice appunto, place-based, no? Di andare a guardare a partire dai bisogni del territorio. Quindi io creo l'infrastruttura sulla base di quello di cui il territorio ha effettivamente bisogno. Quindi è stato creato questo centro polifunzionale che ha prodotto, appunto dicevo, gli inglesi sono avanti sulla misurazione di impatto sociale, ha prodotto un valore sociale pro capite che è di 30 sterline superiore alla media nazionale. Quindi ecco, questo lo volevo riportare come caso interessante. E l'ultimo invece che mi sembrava interessante da riportare è uno studio che è stato supportato dalla Commissione europea alla ricerca appunto di best practice diciamo, l'inclusione sullo sport e l'inclusione intergenerazionale. E quindi anche questo è un aspetto molto, molto interessante. Ci sono in questo rapporto, intanto si parla sempre di iniziative locali, no? Quindi bene che ci sia una legge non solo nazionale, ma anche una legge locale, regionale per lo sport. E queste iniziative sono tutte iniziative di grande impatto e sono quelle che appunto legano le generazioni, quindi sono iniziative che sistematicamente per un certo periodo prevedono tutta una serie di attività che legano ad esempio i bambini e gli anziani, e con appunto, dicevo, la misurazione di impatto e il monitoraggio che fa emergere come ci siano benefici sia per i ragazzi, ovviamente in termini appunto di acquisizione di competenze, di crescita proprio, di maturazione. Esatto, ma anche di reciproca, sia per gli adulti, diciamo, i senior, che per i ragazzi, superamento di alcune
mi verrebbe da dire quasi di un po' di prevenzione che c'è l'uno nei confronti dell'altro, no? Quindi un avvicinamento che sicuramente crea un grande valore sociale e appunto, no, ci prepara a questi, diciamo, a un futuro, ma anche a un presente, no? Anche a un rispetto e un riconoscimento dei più giovani verso i senior, grazie per chiamarli così, e dei senior verso i ragazzi giovani che spesso ci spaventano un po', lo dico da senior. Pensiamo sempre che abbiano comunque un altro linguaggio, un altro modo di fare, la testa nel telefonino, insomma ci sono tante cose. Maurizio Busacca, che io amo perché scrive a mano, e questa è una cosa che abbiamo Officine Stellari che ci controlla, grazie per averla chiamata così, Officine, cioè in italiano, si poteva chiamare in tanti altri modi. Le periferie non mancano a livello proprio di fragilità, di problemi. Riparto dalle periferie e arrivo velocemente, però forse non tanto a un tema di best practice quanto a buone tendenze, però noi sappiamo che le tendenze si popolano anche di molte pratiche tra di loro piuttosto coerenti, e quindi con queste tendenze cerco di andare a individuare anche degli orizzonti di trasformazione con i quali stiamo in qualche misura facendo i conti, e che hanno molto a che fare anche con le differenze territoriali che con il tema delle periferie veniva richiamato. Allora, la prima questione, anzi no, ne aggiungo una, ne avevo in mente due, ma ne aggiungo una terza dopo aver sentito l'ultimo intervento della collega. Ecco, è una buona tendenza anche questa, stiamo imparando a fare valutazione di impatto. Io insegno metodi di valutazione, mi occupo di valutazione di impatto, e devo dire che noi abbiamo osservato in questi ultimi 10 anni diciamo, lo stratificarsi di 3 fasi già diverse. Una prima fase in cui non facevamo valutazione di impatto, una seconda fase in cui abbiamo iniziato a farla in modo un po' casuale e fidandocene molto poco, e una terza fase in cui stiamo iniziando a svolgerla in modo consapevole e non come adempimento burocratico, perché attenzione, quando la diventa una necessità, diventa un modo anche per collegare il nostro lavoro scientifico con la politica, con le organizzazioni che in qualche modo possono beneficiare di una maggiore, perché fondamentalmente la valutazione di impatto non è altro che un processo di apprendimento accompagnato da un uso responsabile dei dati e delle evidenze disponibili. E io questa la inserirei come prima buona tendenza, che è ben contenuta anche in questo rapporto. Seconda tendenza, è uno di quei casi in cui arrivare ultimi secondo me non è un male, ma è un vantaggio. La Regione Veneto arriva ultima alla costituzione degli ambiti territoriali, sociali, gli ATS. Perché dico che non sempre è uno svantaggio arrivare ultimi? Perché noi arriviamo da buoni ultimi, ma con la possibilità di vedere che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato negli altri territori. Ora, io non so se noi sapremo usare gli apprendimenti degli altri territori, lo stiamo osservando in questi giorni, in queste ore, in questi mesi, perché siamo proprio nel vivo del processo di costituzione degli ambiti territoriali sociali, ma abbiamo la grande possibilità di far fronte alla frammentazione territoriale, perché quella situazione di Cibiane è la stessa di Borca, non sono 3 i dipendenti, non sono 3, sono 8, ma cambia poco. Con 8 dipendenti io non posso fare vera amministrazione del territorio, e questo è un problema tipico di frammentazione delle organizzazioni. Gli ambiti possono diventare luoghi nei quali riarticolare questa capacità di risposta, se però noi siamo consapevoli che negli ambiti non dobbiamo riprodurre quello che oggi facciamo in modo frammentato all'interno delle amministrazioni. Cioè, se noi pensiamo di spostare solo il livello di esecuzione del servizio sociale, noi ci stiamo già condannando al fallimento, ma mi sembra, e lo dico da una posizione privilegiata coordinando il master che si rivolge, uno dei master che si rivolge a queste figure, mi sembra che ci sia una consapevolezza e anche un'assunzione di responsabilità da parte dei territori che, pur con risorse limitate, conoscono e sono consapevoli della situazione. Terza buona tendenza, e in qualche modo di nuovo torno al rapporto, noi stiamo imparando a riconoscere che la questione sociale non è solo legata alla questione
lavoro, non è solo legata alla questione povertà, ma è sempre più legata anche alla questione ecologica. Noi sappiamo e siamo sempre più consapevoli che il cambiamento climatico e il mutamento che noi stiamo attraversando si ripercuote in modo diseguale sulla popolazione. Le persone più povere sono quelle più colpite dal grande caldo di questi giorni o dal freddo dell'inverno. Sono più colpite perché hanno meno strumenti per poter far fronte a queste nuove esigenze, perché non hanno rifugi climatici, non hanno seconde case dove andare a passare l'estate, hanno meno risorse economiche per l'aria condizionata e così via. Ecco, una buona tendenza è quella di imparare a incorporare dentro i processi di costruzione e di offerta dei servizi di cura e di welfare anche questa consapevolezza che ha a che fare con lo sport, ha a che fare con l'alimentazione, ha a che fare con la qualità dell'aria e con la qualità dell'ambiente circostante, nel tentativo di garantire anche alle fasce di popolazione più povera un adeguato accesso. Ecco, queste sono, io credo, 3 sfide importanti e 3 sfide che in qualche modo abbiamo imparato a riconoscere, ma sulle quali abbiamo bisogno di fare ancora molto lavoro, e credo che questo lavoro abbia bisogno di un forte investimento sulle comunità professionali che hanno responsabilità nei servizi di cura. Il dato ce lo mostrava: retribuzioni più basse, precarietà più alta. Frammentazione. Queste due caratteristiche non funzionano con un settore riconosciuto come strategico. Cioè, se noi riconosciamo il settore della cura come un settore strategico, la conseguenza è che dobbiamo anche investire nelle comunità professionali che presidiano quel settore. Sicuramente sì, grazie per aver richiamato anche la questione ecologica. Una cosa piccola, forse la fa anche il Comune di Venezia, non sono sicura, è in queste giornate molto calde col bollino di aprire gratuitamente i musei ai propri cittadini, che ottiene un doppio risultato, perché vado a vedere le cose belle custodite nella mia città e costa credo poco a questo punto, perché il museo c'è comunque. Insomma, facciamo delle piccole cose. Grazie a Boccuzzo, Simongini, Busacca, grazie a tutti voi. Mi dicono prego. Adesso mi viene in mente che abbiamo un anziano longevo come il professor Faggin, insomma non possiamo non conoscerlo, l'inventore del microchip, anche del touchscreen per esempio, che ha deciso di tornare dall'America perché alla fine Vicenza è la sua città, e però non è uno che sta con le mani in mano, è proprio qui credo a Padova ha aperto un'altra società, si chiama P49, per lo studio scientifico della coscienza, creando una intelligenza artificiale etica, lo raccontavano ieri i giornali per chi li ha letti. Allora, siccome è abbastanza fresco da poter avere un momento conviviale, si chiama Light Lunch, ma io vi invito a un aperitivo, insomma, un po' per stare insieme, se volete fare ancora 2 chiacchiere fra noi. Grazie, buona giornata a tutti, grazie all'Ufficio di Statistica. Grazie.